Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Eccoci con la ripresa di Clip Conversazioni di lavoro e impiego pubblico, che da oggi arriva nel 2024, inaugurando questa seconda parte del nostro percorso in un team condiviso fra Cassino e Benevento. Parliamo di trattamento accessorio, che rappresenta un ulteriore sviluppo dei seminari che abbiamo condotto sin qui. Cedo la parola al professor Boscati per una breve introduzione. Grazie, buon pomeriggio, buon anno a tutte e a tutti. Come ricorda la collega Zilli, è il primo incontro del 2024, ma il quarto di questo ciclo. Oggi siamo ospiti dell'Università di Cassino, col professore Antonio Ricci e la professoressa Bolognino dell'Università di Cassino, il professore Cerbone dell'Università del Sannio e il professor Biasi, a me noto, Università di Milano, che tratteranno di un tema molto importante e molto caldo, che è il tema del trattamento economico accessorio. Molto caldo perché è il tema sul quale, sul piano delle relazioni sindacali, sul piano dell'applicazione, sul piano dei controlli contabili, si focalizzano tutte le tensioni maggiori. In un sistema di trattamento economico accessorio che è legato al tema della performance, è legato al tema dell'indennità, è legato al tema fondamentalmente della valutazione della prestazione, che noi questo pomeriggio analizzeremo una prospettiva più giuslavoristica, privatistica, diciamo, e questo Marco Biasi, e una prospettiva più amministrativistica, sempre, vuol dire, che si possono dividere in maniera netta i due ambiti, con la collega Bolognino. Diciamo che le due prospettive, la prospettiva privatistica e la prospettiva più pubblicistica, sono due prospettive che dal mio punto di vista devono essere analizzate, evidenziate per profili di identità più che di diversità, perché altrimenti, voglio dire, il problema applicativo diventa molto voglio dire, serio. Dopodiché, credo che sia Marco sia Daniela ci spiegheranno, insomma, tutte quelle che sono le dinamiche anche patologiche del sistema, quello che è un rispetto formale delle norme in molti casi, ma non sostanziale delle norme. Tutto questo, entrambi, dopo aver ascoltato l'introduzione del professore Riccio e prima delle conclusioni del professore Cerbone. Quindi avete capito, Riccio introduce e Cerbone conclude, cercando di individuare quelli che sono gli elementi più importanti del tema al quale abbiamo dedicato soltanto un pomeriggio, cioè 2 ore, ma che sul piano applicativo e contenzioso probabilmente tra i vari temi, se non è quello più spinoso, sicuramente è quello che presenta più questioni applicative anche per non banali problematiche interpretative. Detto questo, io mi silenzio, dirò alla fine qualcosa, forse dopo che ha parlato il professore Cerbone, e cedo al professore Riccio, che ringrazio, unitamente agli altri interventori che non rinomino per non perdere altri 2 minuti, per l'introduzione di questo pomeriggio. Grazie Antonio, a te la parola. Grazie, in primo luogo vorrei ringraziare io i responsabili scientifici delle conversazioni di lavoro e impiego pubblico, il professor Boscati e la professoressa Zilli, per l'idea e il coordinamento di un appuntamento che ormai è divenuto un fulcro delle riflessioni giuridiche in tema di pubblico impiego. Consentitemi poi anche di ringraziare davvero molto, e anche a nome di Mario Cerbone, che concluderà e che si occuperà quindi delle conclusioni, sia la dottoressa Bolognino che il professor Biasi, ai quali sono legato, oltre che da rapporti di stima scientifica, anche da rapporti di sincera amicizia, per aver accettato la sfida a essere relatori oggi su uno dei profili che, come diceva il professor Boscati, è probabilmente uno di quelli più problematici riguardanti il trattamento accessorio dei lavoratori pubblici. In particolare ringrazio Marco, non me ne voglia Daniela, per essere qui nonostante, diciamo, una febbre alta. Io mi occuperò esclusivamente di introdurre il tema con qualche breve considerazione generale, lasciando poi a Daniele e Marco il compito di analizzare in dettaglio i vari profili coinvolti e a Mario le conclusioni.
Dunque, in primo luogo, non si può non sottolineare, secondo me, che nell'ambito del discorso sul trattamento accessorio trovano spazio riflessioni che coinvolgono il cuore pulsante di molti degli obiettivi perseguiti, seppure con strategie parzialmente diverse, dai legislatori delle riforme che hanno coinvolto il lavoro pubblico negli ultimi 30 anni. Sia sul piano economico-finanziario che su quello amministrativo-gestionale dei rapporti. Da un lato, infatti, è principalmente sul versante del trattamento accessorio per mezzo del contratto collettivo integrativo che in una certa fase storico-giuridica almeno è stata individuata la chiave da parte delle organizzazioni sindacali per tentare, diciamo, una via di fuga o quantomeno di allontanamento dall'obiettivo di razionalizzazione e contenimento della spirale salariale del lavoro pubblico. Dall'altro, gran parte delle possibilità di realizzare l'obiettivo di aumentare margini di efficienza e efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni e di migliorare la qualità dei servizi offerti poggiano sulla capacità e motivazione del fattore umano in termini di produttività, e il salario accessorio rappresenta, almeno allo stato attuale, lo strumento motivazionale per eccellenza, o almeno uno degli strumenti motivazionali per eccellenza. Per tale ragione, come è noto, l'introduzione di meccanismi di incentivazione della performance è stato uno dei fulcri della riforma del 2009, fondamentalmente confermati, seppur con gli aggiustamenti che vedremo, dal legislatore del 2017. Non che la contrattazione collettiva non avesse già in precedenza immaginato autonomi strumenti per così dire incentivanti, i quali tuttavia avevano dato prova di essere scarsamente selettivi e avevano contribuito a determinare il noto fenomeno della distribuzione degli incentivi a pioggia. È sulla presa d'atto dell'inefficacia di tali strumenti che il legislatore decide di strutturare per via legale sistemi di valutazione della performance che hanno a mente del decreto legislativo 150 del 2009 come obiettivi proprio la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi di risultato per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, articolo 3, comma 1 del 150, e direi di conseguenza il miglioramento della qualità dei servizi offerti e il soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi, comma 4 dell'articolo 3 del 150. Inoltre, come è noto, il legislatore del 2009 ci ha consegnato anche una carrellata di strumenti finalizzati alla valorizzazione e incentivazione del merito, il bonus annuale delle eccellenze, il premio annuale per l'innovazione, articoli 21-22, ma anche le progressioni economiche. Insomma, ancora una volta il tentativo è quello, in passato e oggi, di introdurre per la gestione dei rapporti di lavoro pubblico strumenti di incentivo alla produttività che nel privato hanno dato prova, almeno in linea di massima, di funzionare. In generale, sul tema, però, non può non sottolinearsi, secondo me, e forse la vicenda sarebbe tale da richiedere un qualche approfondimento teorico aggiuntivo, che tra salario di produttività nel settore privato e salario legato al merito nell'impiego pubblico esistono differenze strutturali, direi genetiche, di non poco conto. In particolare, nel settore privato il salario variabile legato alla produttività, per così dire, si autofinanzia, non c'è un problema di individuazione a monte delle risorse, è relativo a una produttività che si è già realizzata, cioè in sostanza si distribuisce in premio una quota di risorse derivanti da un successo che l'impresa ha già avuto sul mercato. Data la mancanza del settore pubblico dei medesimi meccanismi di mercato, cui il professore Boscati nel seminario di apertura ricordava le parole di Bordogna, che qui potrei riprendere, il salario accessorio legato alla performance riguarda il finanziamento, nel pubblico riguarda il finanziamento di una scommessa, con annessa esigenza di reperimento e stanziamento a monte dei fondi necessari, il che comporta l'esigenza, se si vogliono avere aspettative di effettività dello strumento, di prevedere stanziamenti adeguati, certi, non distraibili verso elementi retributivi di diversa natura, e questo è un problema di non poco conto. Ciò posto, il sistema, così come immaginato dal legislatore del 2009, non ha avuto alcuna possibilità di essere ammesso alla prova dell'effettività a causa
come è noto, del blocco della contrattazione e dunque della mancanza di risorse da destinare al suo finanziamento. Anche il legislatore del 2017, seppur allentando alcune rigidità, e qui penso al sistema delle fasce di merito a percentuale obbligata, ha continuato ad individuare nella retribuzione premiale dei pubblici dipendenti uno strumento per dare seguito all'intuizione dei primi riformatori, tra i quali Massimo D'Antona, secondo cui il mutamento in senso efficientistico della pubblica amministrazione presuppone l'introduzione di nuove tecniche di gestione e di motivazione del personale che vi lavora. Le modalità operative della differenziazione in funzione incentivante dei trattamenti retributivi sono state dal legislatore costantemente manipolate e riviste in quella che è stata definita una sorta di pedagogia della valutazione, nel tentativo di realizzazione di un obiettivo che si persegue ormai da oltre un quarto di secolo. E se l'obiettivo è rimasto pressoché immutato, diversi e molteplici sono stati nel corso degli anni gli strumenti prospettati per conseguirlo, così come rileva la rapida rassegna delle 4 privatizzazioni, no, che si sono sin qui succedute e nell'ambito delle quali, come vedremo tra breve, soprattutto nelle parole di Daniela, la regolazione in materia di salario accessorio variabile ha proceduto lungo un percorso non proprio lineare, segnato da continue oscillazioni tra legge e contrattazione collettiva, contrattazione nazionale decentrata, tra performance individuale e collettiva, tra retribuzione incentivante e progressione di carriera, tra universalità e selettività. Non c'è dubbio che, volgendo lo sguardo al dato empirico, siamo ancora molto distanti dal poter riconoscere un'apprezzabile effettività alla valorizzazione economica della performance, e le cause sono probabilmente molteplici, a partire dalle limitate risorse disponibili fino ad arrivare ad una ancora troppo forte avversione delle parti sociali, soprattutto ma non solo, di livello decentrato, verso strumenti di differenziazione salariale basati sul merito. Sul versante delle risorse disponibili, il problema non è solo e principalmente quello dell'ammontare complessivo di quelle destinate alla contrattazione collettiva, ma della quota di queste impiegabile in strumenti realmente premiali, al netto di quelle invece destinate a finanziare elementi del tutto diversi, che perseguono elementi, come dire, che valorizzano elementi stabili della retribuzione, con rischio di una, tra l'altro, progressiva erosione della parte variabile. Ora, dato il mio ruolo di introduttore oggi, non posso entrare nel dettaglio, ma è piuttosto noto che dall'intreccio tra regole di costituzione e utilizzo, tra regole di costituzione e regole di utilizzo del fondo risorse decentrate per il salario accessorio, emergano effetti mortificanti per la quota di salario accessoria destinata a finanziare le politiche di incentivazione e premialità. In particolare non prevedere, no, in fase di costituzione del fondo una efficace e consistente vincolo di utilizzo dello stesso per finalità di premialità determina una realtà nella quale in sede decentrata i fondi disponibili continuano a essere utilizzati per finanziare forme di salario accessorio che in realtà nulla hanno a che vedere con la premialità, essendo invece dirette a compensare prestazioni o caratteristiche delle prestazioni comunque ricorrenti. Penso alle indennità di turno, reperibilità, alle progressioni economiche, le indennità di comparto, le posizioni organizzative. Sul versante invece della malcelata avversione sindacale alla differenziazione salariale, questa poggia le sue basi anche e soprattutto su una lettura del principio di parità di trattamento retributivo, il cui significato è spesso frainteso sia sul piano giuridico, a mio avviso, che su quello culturale. Oggi, per non togliere ulteriore spazio ai relatori, non posso, ma anticipo qui che in vista della consueta ormai pubblicazione degli atti tenterò di raccogliere l'invito a sporcarsi le mani sul tema formulato dallo stesso professore Boscati nel seminario di apertura, provando a formulare qualche considerazione sul rapporto tra principio di parità e valorizzazione del merito.
Io vi ringrazio, sono stato ai tempi anzi anche più bravo di quanto la professoressa Zilli mi avesse indicato, e passo la parola a Marco Biasi, ringraziandolo ancora. Buongiorno a tutte e a tutti. Permettetemi innanzitutto di ringraziare, quindi di rivolgere un sincero ringraziamento ovviamente alla direzione di CLIP, quindi al professore Boscati e alla professoressa Zilli, e anche ai coordinatori dell'incontro di oggi, il professor Riccio e il professor Cerbone, e anche alla collega e amica professoressa Bolognino, anche per la sua gentilezza e disponibilità nel dare corso diciamo così, all'inversione dei nostri interventi, dovuti anche, diciamo, al mio stato di salute, sul quale il professore Riccio ci ha già rese edotti. Detto questo, io oggi mi occuperò di un tema che, come ci diceva il professore Boscati in apertura, si colloca al crocevia delle problematiche che investono il lavoro pubblico in generale, e che per certi versi rappresenta una grande sfida per chi si occupa di questa tematica, anche rispetto alla problematica che riguarda la differenza da quella che con un gergo, diciamo così, con un anglicismo, si definisce law in action e law in the books, oppure, come nel titolo del mio intervento, ho preferito in italiano esporre secondo l'alternativa tra aspettativa e realtà, cioè tra dato normativo e dato fattuale. Come ci ricordava il professor Boscati all'inizio, anche il professore Riccio, il mio intervento seguirà un punto di vista marcatamente, diciamo così, civilistico o privatistico, mentre ovviamente lascerò per i profili più pubblicistici o più legati ovviamente alla sfera amministrativa e pubblica della questione della valutazione, di ciò che ne consegue, alla professoressa Bolognino per il suo intervento. Partiamo da una premessa, quindi la mia research question, fondamentalmente, da cui sono voluto partire per svolgere poi la relazione di oggi. Diverse persone, diversi studiosi e studiose che si occupano di lavoro pubblico non perdono occasione di rilevare come vi sia un notevole iato nel lavoro pubblico tra il dato di realtà e il dato normativo. Il caso dell'attribuzione accessoria in effetti non sfugge a questo rilievo, e anzi, come cercherò di evidenziare nel corso del mio intervento, forse offre un punto di vista privilegiato proprio nel confermare sotto molti aspetti questa distinzione tra dato normativo e dato reale e dato fattuale. Si parlava all'inizio di tensioni che interessano sicuramente il lavoro pubblico e il trattamento accessorio, che poi è il tema dell'argomento di oggi, dell'incontro di oggi. Io in realtà voglio, nel corso del mio intervento, uno dei miei obiettivi del mio intervento di oggi è cercare di tracciare un collegamento tra le tensioni che interessano non tanto il trattamento accessorio in sé, ma anche il trattamento fondamentale, come attraverso uno sguardo sull'altra metà del cielo, ossia sulle tensioni che interessano il trattamento fondamentale, si riesca ad arrivare ad avere un punto di vista diverso e per certi versi un po' originale anche rispetto alle funzioni del trattamento accessorio. Partirò nella prima parte del mio intervento con, diciamo, un'esposizione ovviamente più basata sul dato normativo, quindi sull'aspettativa, che a livello funzionale distingue chiaramente. Questo parlando del trattamento normativo, lo vedremo insieme, l'articolo 45 del decreto 165/2001 è molto chiaro nel distinguere sul piano funzionale il trattamento fondamentale dal trattamento accessorio. Poi però vedremo come nella realtà dei fatti, sotto molti versi, questa distinzione, che sul piano normativo appare così netta, poi finisce per apparire invece alquanto più sfumata. Ovviamente il discorso che farò oggi interessa, poi sulla base anche di quanto ci siamo detti con gli organizzatori, la retribuzione accessoria, che non ha riguardo ai dirigenti ovviamente, ma stiamo parlando pur sempre di personale con qualifica non dirigenziale. Per i dirigenti ovviamente il discorso
percorso sarebbe molto diverso, ci porterebbe molto lontano verso diverse traiettorie. Cercherò di rispondere fondamentalmente a due domande che partono da un dato reale, ossia della crisi del trattamento fondamentale, le tensioni che hanno interessato, anche poi riconosciute per certi versi dalla giurisprudenza più recente, il trattamento fondamentale, e come queste tensioni si siano poi almeno in parte spiegate in una torsione, quindi in un mutamento funzionale di quello che è il trattamento accessorio e quindi di quelle che sono, che secondo il dato normativo, invece le funzioni che sarebbero astrattamente attribuite al trattamento accessorio. Nella seconda parte, ultima parte, diciamo così, del mio cammino basato sulla law in action, quindi la seconda parte del mio intervento, scusate la ripetizione, invece avrò modo di affrontare i riflessi di una dotta e sicuramente molto raffinata pronuncia del giudice delle leggi, la pronuncia 8 del 2023 sull'indebito retributivo, e come questo in un certo qual modo possa inserirsi sulla tematica del lavoro accessorio, del compenso accessorio, e come si possano creare delle interferenze o delle inferenze tra il trattamento fondamentale ex articolo 36 e l'aspettativa, quella che viene definita nel gergo anche della Corte Edu, la legitimate expectation della parte che abbia ricevuto un pagamento anche in debito, a vedersi in qualche modo riconosciuta qualche forma di tutela, laddove ovviamente il soggetto che abbia provveduto a questa erogazione sia il datore di lavoro pubblico. Ovviamente un caso molto molto complicato e spinoso, che è stato risolto dalla Corte Costituzionale, e vedremo che poi la giurisprudenza successiva ha preso delle traiettorie interessanti che avremo modo di vedere insieme. Quindi partiamo con il dato normativo. Il dato normativo, nella sua essenzialità, ci propone una ricostruzione di tipo binario tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio, anche se non soprattutto sul piano delle funzioni. Il trattamento fondamentale ha la funzione di retribuzione corrispettiva e quindi si inserisce in una logica sinallagmatica di scambio rispetto alla prestazione resa dal lavoratore e dalla lavoratrice pubblico dipendente, e ovviamente partecipa della funzione della retribuzione proporzionata e sufficiente, in una parola adeguata, che viene ovviamente si riferisce all'articolo, all'imperativo, al mandato contenuto nell'articolo 36 della Costituzione. Viceversa, come vedremo tra poco, poi focalizzandoci sul trattamento accessorio, il trattamento accessorio apparentemente mira a una diversa funzione, a due diverse funzioni, verrebbe da dire più propriamente. Una funzione è di tipo compensativo e la seconda funzione, quella maggioritaria per espresso vincolo normativo, invece riguarda la funzione incentivante, ovviamente incentivante della performance, e quindi ovviamente nell'egida e sotto la luce dell'articolo 97 della Costituzione, ovviamente del vincolo alla promozione dell'efficienza, dell'efficacia dell'azione amministrativa. Cosa ci dice il nostro articolo 45,3 del decreto legislativo 165 del 2001? Vi è la definizione del trattamento accessorio da parte della trattazione collettiva, la quale ci ricordava prima il professore Riccio in apertura delle differenze rispetto al privato. Una differenza fondamentale, ce la ricordava il professore Riccio, è l'autofinanziamento, ma anche un altro aspetto fondamentale che distingue la retribuzione accessoria nel pubblico dalla retribuzione variabile nel lavoro privato è anche la sua obbligatorietà, perché è un espresso vincolo legale quello di trattare all'interno della contrattazione collettiva, quindi di regolare attraverso la contrattazione collettiva il trattamento economico accessorio. Questo si lega alla performance individuale e alla performance organizzativa, secondo questa logica incentivante, quindi questa funzione incentivante di cui già vi parlavo poc'anzi, ma c'è anche un altro aspetto interessante del trattamento accessorio, che è quello che io ho definito legato alla funzione compensativa, cioè la parte del trattamento accessorio che ha riguardo all'effettivo svolgimento di attività disagiate o pericolose o dannose per la salute, quindi non
non parte o non solo parte incentivante, ma anche parte compensativa, anche funzione compensativa della retribuzione accessoria, però resta il fondamentale ruolo della retribuzione accessoria ovviamente a svolgere la funzione di incentivo della performance. Vi dicevamo prima del vincolo normativo e ancora una volta che distingue il lavoro pubblico dal lavoro privato. Articolo 40, 3 bis del decreto legislativo 165 del 2001, per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti sono destinate apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Quindi vincolo espresso a premiare il merito e a migliorare la performance attraverso la destinazione di apposite risorse attraverso la contrattazione collettiva. La valutazione, poi andrò qui velocissimo perché mi interessa più il profilo privatistico, come ci eravamo detti prima, e lascio tutta invece la parte relativa alla struttura, alle considerazioni e alla relazione della professoressa Bolognino. La valutazione in assoluta sintesi riguarda l'amministrazione del complesso, le strutture e i dipendenti, quella che ovviamente sarà al centro del mio discorso riguarda la valutazione dei singoli dipendenti, un sistema permanente strutturale che opera in ciascuna amministrazione, che tende alla valorizzazione anche economica del merito. Ovviamente la precondizione per l'erogazione del trattamento accessorio a carattere premiale, che ovviamente si deve svolgere all'esito del processo, così come delineato dal decreto legislativo 150 del 2009 di valutazione. La valutazione, lo sappiamo benissimo che qui molto velocemente, ha una dimensione premiante, ma ha quantomeno astrattamente, torniamo a quello iato tra realtà e aspirazione, anche una dimensione sanzionatoria. Ve lo ricordate sicuramente l'esempio dell'articolo 55, quater del decreto legislativo 165 del 2001, che riguarda il cosiddetto caso, poi spenderemo qualche parola più avanti a riguardo, del licenziamento dei fannulloni o del presunto licenziamento per scarsa performance. Vedremo perché uso l'aggettivo in questa fase presunto. Quindi la valutazione ha un ruolo attivo e propositivo, quindi come incremento retributivo, e come ruolo anche da ultimo, nell'ultima fase legislativa, anche valorizzato dal legislatore in termini di accesso agevolato anche alle progressioni, ma anche la dimensione, chiamiamola patologica o sanzionatoria, della valutazione. Un po', potremmo dire, tornando a quello che dicevamo prima, più astratta che reale la logica sanzionatoria, però comunque va dato atto che abbiamo un chiaro vincolo normativo in questo senso. Articolo 19 del decreto 150 del 2009, la contrattazione collettiva nazionale individua la quota di trattamento accessorio legato alla performance, finalizzato a remunerare la performance individuale e organizzativa. Questo è un aspetto fondamentale, determinando anche criteri idonei a garantire che la significativa differenziazione dei giudizi corrisponda, quindi si leghi eziologicamente, un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati. In buona sostanza un vincolo che si oppone almeno formalmente, vediamo, alla distribuzione generalizzata o a pioggia delle risorse ovviamente destinate al trattamento accessorio. Infatti i trattamenti economici accessori devono legarsi a prestazioni effettivamente rese. C'è una chiara imputazione della responsabilità in questo senso alla dirigenza, è vietata espressamente la distribuzione in maniera differenziata sulla base di automatismi degli incentivi e premi, ovviamente in assenza delle verifiche delle attestazioni che si inseriscano nel sistema di valutazione e misurazione della performance. Anche se è vero, va ricordato che non è mai poi entrata di fatto in vigore la versione primigenia dell'articolo 19 del decreto 150 del 2009, che vi ricorderete si basava su quella valutazione, chiamiamolo predeterminata o predefinita secondo lo schema della gaussiana, tale per cui vi era necessariamente un vincolo da parte del legislatore a collocare una parte dei dipendenti, perdonate la banalizzazione, tra i bravissimi e le bravissime, una parte
parte la parte preponderante tra i medi e le medie, ripeto, perdonerete la banalizzazione, ma per esemplificare, e una parte ovviamente minoritaria, ma necessariamente vincolata anche tra i, non voglio usare il termine fannulloni, o tra i meno performanti. Questo schema basato su questo automatismo comunque non è mai entrato in vigore e si è parlato in proposito ovviamente criticamente di gabbie di merito, ma non ha mai visto poi la concreta attuazione questo schema che era stato pensato inizialmente. Cos'è oggi dunque la performance, guardando la performance individuale dei lavoratori e delle lavoratrici pubbliche? Io per prepararmi anche all'incontro di oggi mi piace, sapete, chi mi conosce, sono appassionato anche un po' di linguistica e mi sono un po' interrogato su cosa significhi to perform in inglese. Ho preso da una parte l'Oxford Dictionary e dall'altra ovviamente il De Franchis, che è punto di riferimento per l'inglese giuridico. C'è un'ambiguità quasi intrinseca, quasi ontologica, che riguarda lo stesso verbo to perform, perché to perform vuol dire sia dare il massimo, quindi diciamo così rendere particolarmente bene rispetto a una prestazione, che può essere anche una prestazione ovviamente sportiva, ma significa anche soddisfare una pretesa altrui, che però può essere una pretesa anche, potremmo dire, media e non necessariamente eccellente. Ancora, to perform, sempre qui soprattutto in riferimento alla performance sportiva, è invece una performance eccellente. Quindi quando un atleta ha performed vorrebbe dire tendenzialmente che ha manifestato, è riuscito o è riuscita a diciamo così svolgere, effettuare una performance di elevato livello, scusate il gioco di parole. Al tempo stesso però, in termini di inglese giuridico, to perform e contract significa anche adempiere. Quindi torniamo alla soddisfazione di una pretesa che però non si lega a un adempimento di tipo particolarmente, scusate la ripetizione, performante, ma banalmente potrebbe anche collocarsi in uno standard di diligenza medio. Ripeto, questo guardando al verbo to perform e alla performance dal punto di vista atecnico. Perché invece se noi guardiamo la performance dal punto di vista tecnico nell'ambito del nostro rapporto di lavoro del personale dipendenza delle pubbliche amministrazioni, dobbiamo renderci conto, non possiamo non dare conto del fatto che oggi la performance individuale partecipa a dei concetti normativi. È sicuramente un concetto, una nozione che proviene dal campo degli studi organizzativi e degli studi manageriali, ma oggi è un concetto normativo. Del resto abbiamo tantissime norme sulla performance a partire dal decreto 150 del 2009 e in particolare ci dice proprio l'articolo 9 del comma 2 del decreto legislativo 150 del 2009: la performance individuale si lega al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo individuali, alla qualità del contributo assicurato dal singolo alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e organizzativi. Ora, qui il tema civilisticamente più complesso, arduo da affrontare, è il rapporto tra performance e adempimento, ossia tra to perform e to perform contract, tornando a quella distinzione anche nella lingua inglese. In realtà, dal mio punto di vista, mi sento di sposare la lettura che è stata offerta in dottrina da Patrizia Tullini del rapporto tra performance e adempimento come gemelli diversi. Cosa significa gemelli diversi? Che la contrattualizzazione del lavoro pubblico, ovviamente una fase nota a noi tutte e tutti, che ovviamente è intervenuta normativamente dagli anni 90 in poi, che ha visto una serie ovviamente di momenti e di passaggi fondamentali, ma oggi è un dato acquisito nell'ordinamento, implica che la valutazione sulla correttezza dell'adempimento da parte del prestatore di lavoro avvenga sulla scorta del parametro dell'articolo 2104, quindi la diligenza del prestatore di lavoro ex articolo 2104 del Codice Civile. Quindi la performance, se l'adempimento si valuta sulla base dell'articolo 2104 del Codice Civile, la valutazione della performance può al più operare come un sintomo dell'eventuale negligenza del lavoratore. A conferma di questa lettura, quindi di questa diciamo separazione in senso stretto tra performance e adempimento, si può anche
portare come argomento quella che è una norma che già citavo in apertura, cioè l'articolo 55 quater, comma 1, lettera F quinquies, che del decreto legislativo ovviamente 165 del 2001, che in punto di licenziamento obbligatorio, tra virgolette, sappiamo ovviamente che va modulato secondo il principio pur sempre di proporzionalità, quindi quell'obbligatorietà del licenziamento, chiamiamolo disciplinare, va pur sempre calata nel contesto particolare del potere disciplinare del datore di lavoro pubblico, ma è espressamente qualificata dal legislatore come un'ipotesi di licenziamento, chiamiamolo obbligatorio, ripeto, tra virgolette. In quel caso, ai fini dell'integrazione del requisito, però, va notato che non è richiesto dal legislatore solo la performance, l'elemento della performance negativa costante nell'ultimo triennio, ma non a caso anche il grave inadempimento degli obblighi fondamentali derivanti dal rapporto di lavoro. Questo duplice requisito ha fatto sì che in dottrina si sia parlato di licenziamento pressoché impossibile, ma secondo me, e anche secondo autorevoli voci della dottrina, questo elemento, questa fattispecie basata su questo duplice requisito fornisce un'ulteriore prova del fatto che la performance negativa non coincida di per sé con una prestazione scarsamente diligente ai fini dell'articolo 104, ovviamente, del codice civile. Perché anche qui mi rimetto alla dottrina, autorevole dottrina, vi è una valutazione che riguarda il profilo dell'adempimento e l'inadempimento degli obblighi contrattuali, ancora una volta 2104, da una valutazione che invece riguarda la possibilità del lavoratore di accedere a quella che viene definita un extra pay, cioè un trattamento accessorio ulteriore, che si lega a una extra performance, cioè la performance nel senso di non solo adempimento, ma adempimento caratterizzato da particolare qualità, da un contributo particolarmente qualificato sul piano anche organizzativo. La prima parte, cioè la valutazione che riguarda il profilo dell'adempimento e quindi che riguarda in una logica sinallagmatica la quota fissa della retribuzione rispettiva, quindi fissa, determinata e determinabile ex ante, ovviamente afferisce e svolge la funzione base della retribuzione ex articolo 36 della Costituzione, mentre l'accessorio, ripeto, almeno formalmente, si lega per un espresso e preciso mandato del legislatore a una performance che supera il diligente adempimento ex 2104, ovviamente anche il contributo del singolo lavoratore. Perché anche si potrebbe aggiungere un ulteriore argomento? Se la performance fosse il mero indice metrico dell'adempimento corretto della prestazione, quindi del debito del lavoratore rispetto al proprio datore di lavoro, non si spiegherebbe perché il legislatore abbia cristallizzato il divieto di distribuzione di incentivi e premi in maniera differenziata, visto che la legittima aspettativa, o più correttamente il diritto di credito di ogni amministrazione, ossia di ogni datore di lavoro, è quello di ricevere il corretto adempimento, quindi la contract performance, da parte di tutti i dipendenti. Se il diritto di credito riguarda il corretto adempimento, la retribuzione collegata alla performance deve riguardare non il mero corretto adempimento, almeno astrattamente, ma un adempimento che vada oltre lo standard della diligenza e quindi si ponga in una logica, secondo una logica di particolare meritevolezza che spiega l'orizzonte anche dell'articolo 97 della Costituzione, quindi il vincolo verso un comportamento del lavoratore che porti particolare beneficio all'efficienza e all'efficacia dell'azione e dell'azione amministrativa. Cosa ci dice la giurisprudenza? Molto velocemente. Qui è una giurisprudenza che, per le ragioni che vi dirò tra poco, ha riguardo soprattutto ai profili più alti, in particolare la retribuzione accessoria. La maggior parte del contenzioso riguarda ovviamente la retribuzione dei dirigenti più che ovviamente delle qualifiche più basse. Però quali sono i temi, diciamo, comuni, quali sono gli elementi e i profili che ci interessano dal punto di vista sistematico, che sono stati evidenziati dalla giurisprudenza? La retribuzione accessoria non può porsi in relazione con la sola presenza in servizio, perché del resto la presenza in servizio ha a che fare con un adempimento anche, diciamo così, non particolarmente extra performant, ma deve essere corrisposta in ragione dell'accertato raggiungimento di obiettivi misurabili. Non è un diritto incondizionato del lavoratore dipendente, né è consentita una
duplicazione del corrispettivo versato al dipendente a fronte di una mera o di una sola prestazione dovuta. Ovviamente questo ha a che fare col divieto delle erogazioni automatiche. Si è fuori, anche qui, almeno astrattamente nella retribuzione per obiettivi, dalle funzioni della retribuzione proporzionata e sufficiente che sono incardinate e cristallizzate nell'articolo 36 della Costituzione. Quello che vi ho detto finora è, per così dire, forse fin troppo lungamente, è l'aspettativa, cioè il dato normativo, è il vincolo normativo che abbiamo, law in the books. Cosa dire allora della law in action, cioè dei problemi e dei dati di realtà? È un discorso, dicevamo prima, il crocevia della retribuzione rispetto al lavoro pubblico in generale, è un discorso molto ampio che ci porterebbe molto lontano, però quello che è certo è che il trattamento fondamentale vede nell'ambito del lavoro pubblico e dei diversi comparti, vede delle differenze significative e ovviamente è quello del trattamento fondamentale, ovviamente poi anche legato, se vogliamo, anche all'accessorio, vedremo come l'accessorio poi risenta eventualmente di questo, però ovviamente la valutazione rispetto al trattamento fondamentale, quindi all'adeguatezza e all'entità del trattamento fondamentale, è uno dei grandi temi rispetto al macro tema della, diciamo così, l'appeal del lavoro pubblico in generale, perché si parla, non esistono, diciamo così, da più punti di vista, da più voci, evidenziano come vi sia evidentemente anche la tematica retributiva tra le ragioni che spiegano la difficoltà o un difficile appeal che è stato mostrato di recente rispetto al lavoro pubblico. Si parla di concorsi talvolta addirittura deserti e anche di un esodo, chiamiamolo interno, non solo Great Resignation e accesso al lavoro privato da parte dei dipendenti pubblici, ma anche un esodo, chiamiamolo interno, verso interno alla PA, verso le PA che garantiscono maggiori indennità o comunque un trattamento economico, chiamiamolo complessivo, più competitivo, chiamiamolo così, o più concorrenzialmente competitivo anche rispetto al privato. Ovviamente possiamo immaginarci quando i dati riportano un notevole, diciamo così, passaggio, ad esempio un notevole interesse mostrato ai lavoratori pubblici per le opportunità di lavoro presso l'autorità delle dogane, possiamo immaginare che ci sia anche un interesse di tipo professionale, ovviamente, nel rivolgersi o nell'indirizzarsi verso questo tipo di autorità, però probabilmente uno dei fattori che viene preso in considerazione è anche quello della differenza nel trattamento economico che ovviamente certi comparti da un lato, anche all'interno di certi comparti, certe amministrazioni riescono ovviamente a riconoscere a favore delle proprie dipendenti e dei propri dipendenti. Su questo insiste, e qua vengo un po' ai rapporti sempre più, diciamo così, per certi versi importanti e delicati tra i due lati della luna, cioè tra accessorio e fondamentale. In questo senso non possiamo non ricordare, rispetto alla tematica retributiva, un recente arresto della Corte di Cassazione in punto di ovviamente retribuzione adeguata. Non riguardava naturalmente, ça va sans dire, la retribuzione dei pubblici dipendenti, ma ovviamente aveva a che fare con questa pronuncia già discussa, già ampiamente discussa e dibattuta, 2 ottobre 2023, numero 27711, il trattamento riconosciuto nel settore privato anche rispetto a contratti collettivi, chiamiamoli, stipulati da sindacati anche di indubbia rappresentatività. Togliendo e uscendo poi diciamo, dal contenuto di questa pronuncia molto ampia e articolata, si possono isolare 2 nuclei importanti che possono essere utili per il nostro discorso. Il primo è che la Corte ha affermato la natura di presunzione relativa e non assoluta di conformità al parametro della retribuzione ex articolo 36, anche della retribuzione prevista dal contratto leader. Ovviamente quello era un contratto leader che riguardava il settore privato, ma secondo me forse ancora più interessante la cristallizzazione del diritto alla prestazione, alla retribuzione adeguata per il singolo lavoratore e la singola lavoratrice come variabile indipendente. In questo senso si può creare ovviamente nessuna sorta di tensione né tantomeno un conflitto, ma si può vedere un certo cambio di paradigma rispetto a un diverso bilanciamento, chiamiamolo così,
Fra queste pronunce più recenti della Corte di Cassazione, ripeto, che non hanno investito il lavoro pubblico, invece una pronuncia importantissima della Corte Costituzionale, la conosciamo tutte e tutti, 178/2015, che invece ha investito il lavoro pubblico, in particolare la questione del blocco della contrattazione collettiva, o forse più propriamente della perdurante vigenza del blocco della contrattazione collettiva nel lavoro pubblico. Vi ricorderete che la Corte Costituzionale ha censurato il carattere strutturale delle misure di blocco della contrattazione collettiva, fondandosi però fondamentalmente sul parametro più, chiamiamolo, collettivo, e cioè quello della libertà sindacale, di cui è l'articolo 39,1 della Costituzione, perché è stato ravvisato un irragionevole bilanciamento tra la libertà sindacale e l'esigenza di razionalizzazione e di razionale distribuzione delle risorse, ex articolo 81,1 della Costituzione. Mentre, diciamo, molto sullo sfondo, nel contesto di quella pronuncia, è invece rimasto l'articolo 36 della Costituzione, perché in realtà, secondo la Corte Costituzionale, si sarebbe dovuto svolgere un tipo di sindacato sulla retribuzione dei pubblici dipendenti non tanto basato sui singoli istituti, ma basato sul trattamento economico complessivo, anche in un arco temporale di più significativa ampiezza, ovviamente alla luce della logica dell'unica impressività della retribuzione in ambito pubblico. Quindi è vero che ovviamente non ci sono contrasti diretti ed immediati tra le due pronunce che io ho molto velocemente ripreso, però diciamo, la sensibilità delle due pronunce si è indubbiamente spostata da un piano più collettivo, che è quello che aveva segnato la pronuncia del 2015, a un piano più individuale, ovviamente, che però riguardava un caso specifico e una censura espressa ex articolo 36, ovviamente, rispetto alla retribuzione dei dipendenti, in quel caso del privato. In realtà, se noi guardiamo più ampiamente la Corte Cost 178 del 2015, non abbiamo un'indicazione generale di senso contrario rispetto a uno scrutinio ex articolo 36 della retribuzione dei pubblici, sulla retribuzione dei pubblici dipendenti. È anche vero però che questo tipo di epilogo, cioè una valutazione in sede giudiziaria di inadeguatezza della retribuzione complessiva dei pubblici dipendenti, in realtà, per come il contratto collettivo è normato e regolato, e per i soggetti istituzionali che vengono dalla legge stessi chiamati a stipulare il contratto collettivo, che poi si inserisce in ambito pubblico, quello di comparto, anche nei vincoli di bilancio, indubbiamente sarebbe un epilogo sicuramente scongiurabile o non felice dal punto di vista istituzionale. Però almeno astrattamente non è, ripeto, astrattamente, e rimane che è ampiamente scongiurabile da tutti i punti di vista, un concreto scrutinio di questo senso, non è ipotizzabile o non è negabile in radice che ci possa essere un scrutinio di questo genere. Del resto l'efficacia erga omnes del contratto di comparto pubblico è un'efficacia pur sempre indiretta, perché non si lega a un modello attuativo del 39, chiamiamolo commi 2 e 4, secco o diretto o completo, ma pur sempre opera in un senso indiretto, ovviamente col vincolo all'ARAN a inserire rinvio nel contratto, all'amministrazione a inserire rinvio al contratto collettivo nei singoli contratti di assunzione dei pubblici dipendenti, ovviamente in forza del principio di parità di trattamento che informa il lavoro pubblico in generale. Quindi è un erga omnes indiretto quello che abbiamo rispetto al contratto collettivo di lavoro pubblico. Sicuramente con la contrattualizzazione il vecchio status del pubblico impiego, cioè del dipendente pubblico, è stato superato. E vista anche la valorizzazione dell'articolo 36 della Costituzione, qua torniamo alle pronunce più recenti, non è possibile sostenere, ripeto, in linea generale astratta, che le risorse e le esigenze finanziarie pubbliche generali possano consentire di rivedere a ribasso la quota costituzionale, ripeto, la quota costituzionale della retribuzione adeguata, perché tali vincoli
né tali vincoli né il principio generale di solidarietà di cui è l'articolo 2 possono atteggiarsi, qui parole della Corte Costituzionale del 2013, a tiranni, mutuo quell'espressione, nel contemperamento col diritto alla retribuzione adeguata, visto che la retribuzione adeguata assume i caratteri, e qua ce lo insegna la Corte di Cassazione con la pronuncia 27711-2023, perdonate il typo nella slide, assume i caratteri della variabile indipendente. Detto questo, cosa succede di fatto? E torniamo all'elemento di fatto, è l'elemento di fatto che mette in collegamento la retribuzione accessoria con la retribuzione fondamentale, che pure invece siamo partiti dal rilievo iniziale, dovrebbero essere due mondi paralleli, due mondi completamente diversi. Dati reali da cui partire. È assai infrequente che i dipendenti, togliamo i dirigenti ancora una volta dal nostro discorso perché lì completamente il tema è completamente diverso, sono assai frequenti casi di contenzioso promosso dai dipendenti rispetto all'accesso o riconoscimento del trattamento accessorio legato alla performance, cioè rivendicazioni in sede giudiziaria da parte dei dipendenti non dirigenti di quanto previsto a titolo di compenso per lavoro accessorio. Sono molto infrequenti. Qui ho letto, ovviamente preparandomi a questo incontro, le varie spiegazioni che sono state date, tra l'altro non mutualmente esclusive, potrebbero essere anche, diciamo così, sommabili o vari modi di guardare allo stesso fenomeno. Quali sono le spiegazioni per questa scarsa litigiosità, di fatto su questi profili? La prima è diciamo, ragioni o motivazioni di tipo prettamente organizzativo, anche molto basic, chiamiamoli, cioè il dirigente che per non scontentare, non creare un clima tossico, diciamo così, all'interno dell'unità produttiva, adotta una prospettiva tendenzialmente garantista rispetto al riconoscimento della retribuzione accessoria. Quindi riconoscendo il raggiungimento degli obiettivi da parte dei dipendenti, ovviamente erogando poi il trattamento accessorio. Tema anche importante che si legge in altri punti di vista, in altri contributi, invece riguarda anche un profilo legato all'autoreferenzialità del valutatore, che ogni tanto ovviamente non vale solo per le valutazioni in seno alle pubbliche amministrazioni, ma vale forse per molti tipi di valutazione. Se, visto che lavorano per me, sono bravi, o sono bravi e sono bravi. Quindi l'autoreferenzialità del valutatore significa che c'è un bias da parte di chi valuta rispetto alla qualità del contributo di chi è valutato, perché chi è valutato è comunque sotto l'organizzazione o comunque opera all'interno dell'organizzazione che è modulata e gestita dal valutatore, quindi il valutatore dice sicuramente, visto che lavorano per me, saranno bravi e brave, quindi un tema di autoreferenzialità che viene, diciamo così, in dottrina anche evocato talvolta. Altra spiegazione, diciamo così, anche qui un po' più sommessa, che riguarda l'esiguità di fatto degli importi riconosciuti a titolo di retribuzione accessoria e quindi un relativo interesse poi a promuovere un contenzioso che possa poi eventualmente sfociare anche in questo caso in un clima organizzativo non positivo, anche nella logica poi del futuro della carriera del valutato o della valutata. In realtà, più in generale, poi su questi aspetti ovviamente la professoressa Bolognino ci dirà di più, si è osservato da più parti come talvolta la valutazione, ripeto, dei dipendenti con qualifica non dirigenziale, quindi non stiamo parlando dei dirigenti, si affetta da un forte grado di ritualismo e anche vede una distribuzione, se non generalizzata, quantomeno a rotazione, di somme comunque non esorbitanti che si legano a obiettivi, e questo mi è capitato in passato di vedere anche delle valutazioni per obiettivi che hanno queste caratteristiche. Ovviamente non stiamo parlando della totalità, stiamo parlando di casi, però sono dei casi di cui tenere conto, obiettivi che talora appaiono prossimi ad una mera job description, quindi coincidono sostanzialmente con un mansionario o con il mansionario, cioè l'elenco delle mansioni che il lavoratore o la lavoratrice è chiamato comunque a svolgere, quindi non si va sulla extra performance, ma sulla performance intesa in senso 2104, quindi del base, diciamo così, su un adempimento diligente base. Si potrebbe anche sostenere però, e questo è ovviamente una conclusione aperta,
che il garantismo nel riconoscimento, talora a rotazione, della retribuzione accessoria al personale abbia anche consentito di supplire, almeno in parte, alle carenze del trattamento fondamentale. Questo ovviamente rispetto ai comparti e alle amministrazioni che vedano un trattamento fondamentale meno, chiamiamolo garantistico, meno generoso rispetto alle prestazioni rese ovviamente secondo il canone della diligenza media. Quindi non extra pay per extra performance, ma anche una performance media che però abbia una pay che effettivamente è dubitabilmente in grado di fornire al lavoratore o alla lavoratrice quella garanzia o di rispondere a quella garanzia di retribuzione che il nostro articolo 36 della Costituzione vede come stella polare. Del resto anche la Consulta nella pronuncia 178 del 2015 tra le righe ci rileva come lo scrutinio del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici di cui al 36 comunque ha riguardo al trattamento economico complessivo, e se si guarda al trattamento economico complessivo lo scrutinio eventuale rispetto al tema della inadeguatezza potrebbe investire anche l'accessorio, sia pure con la diversità funzionale quantomeno astratta che l'accessorio avrebbe rispetto al trattamento fondamentale. Di questa torsione o di questa tensione verso altre funzioni del trattamento accessorio ho avuto modo di, diciamo così, trovare o rintracciare alcune tracce, alcuni elementi anche in un recente e interessante sotto certi aspetti disegno di legge in punto di disposizioni in materia di trattamenti accessori collegati al costo della vita rispetto anche al lavoro pubblico, ovviamente in espressa attuazione dell'articolo 36 della Costituzione. Questo è il DDL 930 comunicato alla Presidenza l'8 novembre del 2023. Cosa prevede l'articolo 2 di questo importante DDL numero 930, a prescindere dal discorso ovviamente dell'alternativa funzionale del salario, di questo DDL al salario minimo generale, che ovviamente anche qui ci porterebbe molto lontani. Per i pubblici dipendenti contrattualizzati vi sarebbe la definizione attraverso la contrattazione collettiva integrativa dei trattamenti accessori collegati al costo della vita e dei beni essenziali, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei limiti del contratto collettivo nazionale di comparto. Quindi, cosa dire rispetto a questo disegno di legge? Questo disegno di legge, dal mio punto di vista, si pone nella logica di una ulteriore torsione funzionale dell'accessorio. Torsione funzionale perché? Perché l'accessorio, come abbiamo detto in apertura, in realtà nasce, o quantomeno per espresso vincolo normativo, ha la direzione netta verso un miglioramento della performance. Se all'accessorio invece, non solo, chiamiamolo così come abbiamo detto prima, dal punto di vista della law in action, ma anche espressamente poniamo un vincolo invece di attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, per così dire portiamo alle estreme conseguenze quella torsione funzionale che però già abbiamo rilevato essere comunque dubbia all'interno del lavoro pubblico. A questo andrebbe aggiunto che la differenziazione, o meglio, questo, diciamo così, utilizzo dell'accessorio da parte delle singole amministrazioni, ovviamente nei contesti dove il costo della vita è più elevato, comunque quasi in maniera inevitabile porterebbe a delle differenziazioni su base territoriale dei compensi, perché possiamo immaginare che non tutte le amministrazioni abbiano quella capienza tale da poter ricorrere all'accessorio ai fini di questo, diciamo così, trattamento integrativo utile all'attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, che però in un certo qual modo si pone in contrasto con la naturale tensione universalistica e olistica dell'articolo 36 della Costituzione, perché se in un determinato territorio con un costo della vita molto elevato possiamo ipotizzare che ci siano delle amministrazioni che possano utilizzare l'accessorio a questi fini e altre no, capite che in realtà si pone un problema di 36 se questa norma è per espressa definizione posta nella logica di attuazione del 36. Poi possiamo parlarne moltissimo ovviamente di questa iniziativa, di questa idea, di questa progettualità, però vedo una certa, ripeto, tensione, se non contraddizione, tra il disegno universalistico del 36, il vincolo dell'accessorio normativo alla performance e la differenziazione su base territoriale che inevitabilmente si lega all'utilizzo dell'accessorio
all'interno della singola amministrazione. Credo di non avere ancora moltissimo tempo, ma 2 parole mi piacerebbe esprimerle formularle su questo tema importante dell'indebito retributivo. Ovviamente quando si parla di indebito retributivo è uno dei grandi temi, perché riguarda la sorte delle somme erogate dalle pubbliche amministrazioni in ipotesi di violazione dei limiti finanziari di legge al contratto collettivo nazionale da parte dell'accordo decentrato. Quindi io mi vedo corrispondere una somma come lavoratore o lavoratrice a cui non avrei diritto, perché quella corresponsione è in spregio dei vincoli finanziari. Qui il tema è un tema enorme, a cui poi rinvio al testo scritto, perché ovviamente non ho tempus fugit per approfondire questi aspetti, ma è interessantissimo notare come si potrebbero porre 2 soluzioni, perché la soluzione dell'indebito, ovviamente di diritto civile puro, la ricaveremmo dal 2033 del Codice Civile, quindi l'amministrazione, prendendo il 2033 in senso, diciamo così, puro e letterale, darebbe diritto all'amministrazione di ripetere interamente e anche, verrebbe da dire, immediatamente le somme corrisposte anche rispetto a una capiens in buona fede. C'è stato un dibattito che poi è giunto fino alla Corte EDU, la Corte dei diritti dell'uomo, rispetto alla tutela dell'affidamento in buona fede da parte del soggetto, quindi lavoratore o lavoratrice pubblico, che si veda corrispondere in buona fede da parte sua questi importi spontaneamente erogati da parte dell'autorità pubblica, e quindi se addirittura si possa fondare un diritto della capiens lavoratore di trattenere queste somme. La Corte Costituzionale ha negato il diritto del lavoratore che si veda corrispondere delle somme. Qua ovviamente la pronuncia 8 del 2023 riguardava l'indebito retributivo, anche quello previdenziale. Io mi focalizzo ovviamente sull'indebito retributivo. La normativa italiana nazionale, e quindi 2033, fornisce comunque una tutela dell'affidamento legittimo, ovviamente da parte del percettore delle somme. Ciò non toglie che le somme debbano essere restituite, quindi cadono sotto la disciplina dell'indebito 2033, ma in funzione o grazie al canone della buona fede si può ipotizzare una rateizzazione, o meglio il creditore è tenuto per il principio, applicazione del principio di buona fede 1175 del Codice Civile, o a rateizzare la somma, quindi a concedere una rateizzazione, o addirittura a ritenere inesigibile la somma in via temporanea o parziale, addirittura in alcuni casi totale però della somma, o comunque al risarcimento del danno laddove ovviamente ci sia stata una violazione dell'aspettativa da parte del dipendente pubblico. Cosa dire allora rispetto, qua vado veloce nelle slide e ripeto, mi piace rinviare al testo scritto. Anche all'esito della pronuncia della Corte Costituzionale, la giurisprudenza ha chiarito che se manca il collegamento tra una somma e la prestazione lavorativa aggiuntiva, la PA ha diritto di ripetere il pagamento ex articolo 2033 Codice Civile, quindi secondo le norme sull'indebito oggettivo. E questo ovviamente vale anche nel caso, questa pronuncia di cui cito, 18 agosto 2023, numero 24807, di un assegno ad personam previsto da un contratto integrativo contrastante con le previsioni del contratto nazionale, col contratto collettivo di comparto. Detto questo, però, la buona fede oggettiva, questo ce lo dice la Cassazione anche all'esito di Corte Cost 8 del 2023, della bellissima Corte Cost 8 2023, impone al creditore di esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore e quindi concedere la rateizzazione del pagamento e eventualmente considerare il pagamento solo temporaneamente inesigibile. Qua chiudo però con un aspetto che secondo me su cui la giurisprudenza potrebbe essere chiamata a intervenire in futuro, e che non è detto che possa vedere anche delle conseguenze o delle interpretazioni, per così dire, non del tutto, o diciamo così, prendano una direzione anche leggermente diversa da quella ipotizzata dalla Corte Costituzionale. Perché in linea teorica è, ancora una volta, sempre in linea teorica, netta la distinzione tra una somma corrispettivo che riguarda un lavoro aggiuntivo, quindi una somma in più dovuta, e un pagamento in debito ricevuto in buona fede dal lavoratore. Però tra le maglie o tra le righe della stessa
stessa Corte Cost del 2023 numero 8, si parla di condizioni e di casi in cui la fragilità della capiens, cioè di chi riceve la somma, quindi il lavoratore o la lavoratrice, possa far sì che l'obbligazione di restituzione venga addirittura sterilizzata. Quindi c'è un pertugio, anche se la Corte Costituzionale parla di vincolo di proporzionalità e di grande cautela, rispetto a una potenziale concretizzazione giurisprudenziale anche dell'inesigibilità delle somme ricevute a titolo di indebito retributivo nei casi in cui l'adempimento dell'obbligazione restitutoria potrebbe compromettere la capacità reddituale minima del debitore. Quindi io mi vedo corrispondere una somma che non è dovuta, ma sono in buona fede, sono in condizioni di particolare fragilità, e questo mi trova concorde l'opinione del professore Claudio Scognamiglio, che nel commentare questa pronuncia rileva come è una pronuncia che non a caso la 8 del 2023 si inserisce nell'ambito dei diritti secondi, e cioè del diritto del lavoro in questo caso, meno invece del diritto primo, che ha un impatto importante ma più limitato sul diritto primo e quindi sul 2033 visto dal punto di vista strettamente civilistico. E qua mi piace ricordare veramente in chiusura come se effettivamente questa situazione di fragilità della capiens si leghi a una capacità reddituale minima del debitore che possa giungere a rendere inesigibili le somme, bene, ci sono state delle pronunce anche risalenti del Consiglio di Stato che proprio in tema di indebito retributivo hanno, per così dire, pur senza probabilmente aprire una chiara Verwirkung, quindi un chiaro mancato esercizio dell'azione con effetto di, diciamo, cancellazione del titolo originario, ma pur sempre una possibilità di paralizzare temporaneamente, se non del tutto, la pretesa creditoria di colui il quale paghi e quindi abbia diritto di ripetere ex 2033, ma vedete la retribuzione che a seguito del recupero comunque non deve privare il soggetto che l'abbia ricevuta, ossia il dipendente, della possibilità di esercitare un'esigenza libera e dignitosa, un'esistenza libera e dignitosa ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione. Quindi, cum iudicio verrebbe detto, ovviamente questo tema dell'indebito va trattato con cautela e con assoluta attenzione, però non è detto che nel prisma del rafforzato articolo 36 della Costituzione anche un pagamento in debito per violazione di norme fondamentali, quindi anche ovviamente che abbiano a che vedere con la retribuzione accessoria contra legem o contra contractum, possono vedere anche una pretesa dell'amministrazione alla ripetizione dell'indebito in qualche modo limitata, se non addirittura sterilizzata, ma ripeto con una valutazione che deve essere fatta caso per caso e secondo il canone della proporzionalità e con assoluta cautela. Detto questo, avevo molto altro da dire, ma non voglio eccedere nei tempi e ovviamente abusare della vostra attenzione e poi ovviamente non vedo l'ora di ascoltare anche la relatrice e coloro i quali mi parleranno dopo di me, e quindi vi cedo la parola e vi ringrazio. Buonasera a tutti. Innanzitutto i sentiti ringraziamenti alla professoressa Anna Zilli, al professor Alessandro Boscati e al professor Antonio Riccio per il coinvolgimento, e anche ai colleghi il professor Marco Biasi e il professor Mario Gerbone, che hanno autorevolmente parlato prima di me e dopo di me, alimentando così un spero proficuo dialogo tra giuspubblicisti e giuslavoristi sul tema del lavoro pubblico e sul tema della valutazione delle performance. Mi avvio anch'io ad alcune riflessioni insieme a voi oggi pomeriggio su uno dei temi che è di maggiore interesse nella fase sia di scrittura normativa del quadro della contrattazione collettiva che soprattutto nella fase applicativa. E anzi penso che questa inversione di dialogo con il professor Marco Biasi probabilmente sia stata anche utile e opportuna, perché i suoi spunti sono di grandissimo aiutano
a contestualizzare il percorso che faremo insieme a me, quindi la visione pubblicistica del collegamento tra trattamento accessorio, produttività e performance. Quindi io in modo a tirare un po' le fila e quindi facendo una retrospettiva, ecco, di tanti anni di riforme. Siamo a 30 anni dalle riforme della contrattualizzazione del lavoro pubblico, ma anche a 30 anni dalle riforme che hanno riguardato i contratti pubblici e, diremmo oggi, la valutazione delle performance, a vario titolo. Quindi il tentativo in questo breve lasso di tempo è quello di tracciare innanzitutto un po' un filo rosso che ha caratterizzato tutte le riforme dagli anni 90 ad oggi. Ed è un filo rosso che vedremo si ruota attorno alla declinazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione in chiave efficientistica, poi variamente enfatizzato dai riformatori dei vari anni. E poi cercheremo di mettere un po', di accendere dei riflettori, ecco, su alcune tranche di riforme importanti, cioè la contrattualizzazione, quindi il ruolo della contrattazione collettiva nella valutazione del personale nella fase ante decreto 150, qui tentando di mettere in evidenza degli esempi sicuramente virtuosi, ma anche delle disfunzioni applicative. Una fase che diciamo sicuramente è stata già molto tempo sotto i riflettori sia della dottrina ma anche della giurisprudenza, ossia la fase legata alla struttura, quindi all'avvento del decreto 150 del 2009, del quale occorre mettere in evidenza il contesto in cui nasce la riforma e il sistema che poi ne viene fuori. Come diceva il professor Marco Biasi, noi ci troviamo di fronte ad un sistema sostanzialmente duale ed integrato e anche questo sistema noi dobbiamo metterne in evidenza necessariamente luci e ombre, come in ogni riforma, e sono luci e ombre che riguardano sia la fase teorica di predisposizione del quadro normativo, ma anche la fase attuativa. Un flash sul congelamento della parte incentivante di queste riforme per effetto tanto di un quadro normativo quanto di accordi sindacali, per approdare alle fasi più vicine a noi, cioè gli elementi salienti della tranche di riforme note sotto il pacchetto della riforma Madia, quindi decreto 74 e 75 del 2017, che sono intervenuti a vario titolo, sia il 165 e sul testo del decreto 150, sino a qualche flash nell'ambito degli interventi per il PNRR. E vado velocemente perché vedo l'orologio correre. Il filo rosso è sempre il medesimo, secondo me, cioè le famose 3: efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e anche, diciamo, della gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici. E le 3 che sono state variamente declinate negli anni, spingendo in alcuni casi sotto il profilo meritocratico e di trasparenza, anche come contraltare alla lotta ai fannulloni. L'altro, il profilo di tipo etico, che emerge fortemente con la riforma Madia, vedremo, sino ad arrivare, diciamo, nelle fasi più recenti, nell'ambito delle riforme del PNRR, perché ricordiamoci che, diciamo, non ci sono in questo momento interventi di riforma diretti se non che nell'ambito del contenitore, ecco, il famoso PIAO. Dunque, riforme degli anni 90, sembra andare troppo in là il mio intervento, ma in realtà non è così, perché noi abbiamo un grande filo conduttore che riguarda tutte le riforme degli anni 90, a partire da un cambio di passo concettuale, cioè una lettura in chiave efficientistica del principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione. Questo cambia il paradigma, perché si passa da un'amministrazione produttrice di atti ad un'amministrazione erogatrice di servizi, partendo dal rapporto Giannini 1979. E questo tocca a 360 gradi il sistema. Parliamo di una riforma che riguarda il rapporto cittadini-amministrazione, il 241 del 90, il sistema di bilancio, nasce la contabilità economica per centri di costo che affianca la contabilità finanziaria,
la managerializzazione della dirigenza pubblica che opera per obiettivi, la contrattualizzazione del lavoro pubblico. E questo porta ad intervenire necessariamente sul sistema dei controlli. Quindi le riforme degli anni 90 mutano anche il quadro rispetto al sistema dei controlli, basati originariamente su controlli preventivi generali di legittimità sull'atto, inadeguati totalmente al nuovo cambio di paradigma della pubblica amministrazione, e si passa dunque a controlli successivi sull'attività di gestione economico-finanziaria. E queste sono riforme che toccano tanto i controlli esterni, quelli della Corte dei Conti, quanto i controlli interni. E nella versione originaria avevamo un solo unico articolo, l'articolo 20 del decreto 29 del 93, con un intervento successivo con la legge delega Bassanini 59 del 97, da cui il decreto 286 del 99. Qui però siamo in una fase in cui la disciplina del controllo, e quindi diremmo oggi della valutazione delle performance, trova una fonte sempre differenziata, perché il quadro normativo riguarda principalmente la dirigenza pubblica, mentre coerentemente con il ruolo centrale del contratto collettivo, per effetto della contrattualizzazione nel lavoro pubblico, che è la fonte privilegiata, o dovrebbe essere e lo è ad oggi, il personale invece trova la sua valutazione nell'ambito dei contratti collettivi. E questo anche un po' per sfatare il mito che giornalisticamente si lesse all'epoca dell'intervento del decreto 150 del 2009. C'erano titoloni in cui si leggeva per la prima volta si valuta il personale. Non è così, nel senso che il quadro normativo, diciamo la fonte era un'altra, il contratto collettivo. E qui noi abbiamo, ed è a tutti noto, una pluralità di comparti. Io ne ho scelto per comodità uno, il comparto regioni ed enti locali, all'epoca, oggi comparto funzioni locali, dove proprio all'interno dell'articolo 6 del contratto collettivo nazionale del marzo 1999 relativo al sistema di classificazione del personale, si stabiliva che ogni ente dovesse prevedere metodologie permanenti di valutazione dei risultati del personale. E qui il ruolo centrale lo giocava il dirigente e lo gioca tutt'oggi in qualche modo. Vedete, ci sono degli elementi che ricorrono anche all'epoca, quindi il sistema permanente di valutazione era collegato, oltre agli aspetti sanzionatori, inevitabilmente, di cui ampiamente e in maniera mirabile dato conto il professor Marco Biasi, qui evidenzio i collegamenti con le politiche di sviluppo di risorse del personale e i compensi di produttività. Ovviamente tutto vive poi necessariamente nei contratti integrativi decentrati. Le ricerche dell'epoca sono state numerose, devo dire la verità. Quindi io ho tirato fuori il contratto collettivo integrativo recentrato della Regione Abruzzo, che qui vi lancia, il contratto del Comune di Faenza, che aveva una metodologia basata su indicatori di prestazione, di potenziale, di posizione, di settore, ed era un modello che differenziava i pesi di questi indicatori a seconda delle allora categorie, dalla A alla D, con una serie di indicatori anche molto dettagliati. Ora, per questioni di tempo non riusciamo ad entrare nel merito, ma poi rinviamo anche al testo scritto. E questo, diciamo, per far vedere che il sistema di valutazione aveva degli elementi importanti dal punto di vista applicativo, e quindi degli esempi di good practice erano presenti, e tuttavia le ricerche dell'epoca misero in evidenza come c'erano anche una serie di disfunzioni applicative, cioè da un lato una distribuzione a pioggia della retribuzione accessoria, anche per effetto di tutto ciò che il professor Biasi ha evidenziato recentemente in un convegno con il dottor Valerio Talamo. Ha evidenziato come si tratti sostanzialmente di una distribuzione a pioggerellina data l'esiguità delle risorse, e poi un'altra disfunzione applicativa importante è stato lo scivolamento verso l'alto, anche sganciato dalla professionalità e in alcuni casi dal titolo di studio. Ricorderemo, e lo ricordo prima di tutto a me stessa, che all'epoca nella contrattazione collettiva
erano presenti anche le progressioni verticali, quindi formando la cosiddetta piramide rovesciata. Di questo se ne avvede anche la componente sindacale, tanto che nel 2007 si firma il famoso memorandum d'intesa sul lavoro pubblico e la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Qui, come dire, ci troviamo di fronte a un importante momento di dialogo, dove attraverso la sede privilegiata nel lavoro pubblico, ossia la contrattazione collettiva, si ragiona per la differenziazione, quindi per individuare degli strumenti di differenziazione del trattamento economico e quindi rendere effettivo un quadro teorico che aveva avuto delle good practice comunque. E questo dialogo però si è interrotto e qui diciamo, posso andare anche un po' più lentamente guardando il nostro orologio che corre. Si è interrotto nel 2009. Prima di tutto occorre contestualizzare il momento, la fase in cui nasce il decreto 150 del 2009, noto a tutti come il decreto cosiddetto Brunetta. Perché prima di tutto è intervenuto su un assetto costituzionale modificato. C'è stato nel 2001 la modifica del titolo quinto, che ha impegnato giuspubblicisti, ma ancor prima giuslavoristi, nella esatta collocazione del lavoro prima e del lavoro pubblico poi. E soprattutto parlando di valutazione delle performance e trovandoci nell'ambito dei controlli, noi ci muoviamo anche in una fetta importante di organizzazione amministrativa. Quindi non è un caso che l'oscillazione, di cui ovviamente qui non possiamo entrare nei dettagli, si muoveva tra lettera L, ordinamento civile, e lettera G. Un punto di equilibrio lo deve trovare il decreto 150 del 2009, non un caso che nell'ultima fase vennero scritti gli articoli 16, 31 e 74 per definire l'ambito di applicazione di questo decreto legislativo che tanto si impegnava a innovare in maniera profonda il sistema di valutazione delle performance anche agli enti territoriali e al Servizio Sanitario Nazionale. Un altro aspetto importante è che il decreto 150 del 2009 nasce in un contesto in cui la legge delega aveva già ridimensionato il ruolo della contrattazione collettiva, spostando il baricentro sulla fonte legislativa. La legge 15, lo ricordo a me stessa, aveva già modificato l'articolo 2. Segue con il decreto 150 anche la modifica dell'articolo 40, quindi qui si completa il quadro, un ridimensionamento della contrattazione collettiva e un ruolo forte della legge sulla valutazione delle performance, che tocca anche lo stesso articolo 29 del decreto 150, tant'è vero che si stabilisce nel titolo terzo l'inderogabilità di quel titolo dedicato a merito e premi, applicando l'articolo 1339 e 1419,2, cioè inserzione automatica di clausole e nullità parziale. Ancora, il decreto 150 mira a rafforzare il collegamento tra ciclo della programmazione economico-finanziaria, ciclo di bilancio e ciclo di gestione delle performance. È un tema che è importante diciamo, tenere presente e che verrà poi rafforzato nel 2017. E abbiamo poi l'introduzione di un nuovo soggetto, la CIVIT, che poi diverrà ANAC, con un ruolo propulsivo, peraltro all'inizio soprattutto molto attivo, con tantissime linee guida per una valutazione delle performance che ha un'impalcatura giuridica per una metodologia che giuridica effettivamente non è. E quindi al centro del decreto 150 del 2009 c'è sicuramente la necessità di riallacciare un circolo virtuoso ed una centralità tra amministrazione e cittadini e quindi una centralità dei cittadini. Questo perché c'è un orientamento al cittadino e questo spiega anche la performance organizzativa. Merito, noto alle cronache diciamo, è passato più come un decreto cosiddetto antifannulloni, ma in realtà l'altra faccia della medaglia è la premiare il merito e tentare di collegare in maniera più forte i premi alla performance e in questo caso superare quella disfunzione applicativa, applicando anche una diffusa trasparenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Nasce dunque un impianto destinato a cambiare il volto della valutazione, dedicando una valutazione alla performance organizzativa, quindi l'output dell'amministrazione, e una performance dei dipendenti. All'articolo 9, l'articolo 9 è dedicato tanto alla performance quindi alla valutazione della dirigenza, quanto il comma 2 alla valutazione del personale. E guardiamo un attimo i contenuti. Cioè il personale è valutato dal dirigente in relazione al raggiungimento di obiettivi di gruppo ed individuali e in relazione alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate e in comportamenti professionali e organizzativi. Cioè sul piano metodologico non ci troviamo molto distanti da quello che era il sistema definito nella contrattazione relativamente al personale. Anche qui la valutazione è collegata ad incentivi economici e ad incentivi di carriera. Che cosa cambia? Cambia la fonte innanzitutto, dal contratto collettivo alla fonte normativa. Quindi qui il legislatore che cosa fa? Cerca di mimare, come bene ha evidenziato il professor Marco Biasi più autorevolmente prima di me, cerca di mimare la curva di Gauss e quindi dice io ti obbligo a differenziare. Quindi la prima formulazione dell'articolo 19 prevede le famose gabbie di merito 25-50-25 per una distribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale in modo forzatamente differenziato. Ovviamente erano possibili delle deroghe sia al comma 4 che al comma 6 dell'articolo 19 legate alla possibilità di intervento della contrattazione integrativa e legato all'esiguità del numero di dipendenti all'interno dell'amministrazione, ma questo al legislatore non è bastato. Nell'ultima stesura del decreto 150 del 2009 si inserisce la lettera D nel comma 1 dell'articolo 9, che è l'articolo dedicato alla valutazione della dirigenza. E qui il legislatore dice, io ti valuto, dirigente, per come tu sei in grado di valutare in modo differenziato i tuoi collaboratori. Questo perché? Perché il legislatore non si fida della dirigenza, è evidente. E questo perché il dirigente è sempre stato in grado di valutare, sia pur informalmente, i suoi dipendenti in maniera molto chiara. E questo come emerge? Nel momento in cui c'è una pratica difficile, viene data in un ufficio sempre agli stessi collaboratori, quelli che il dirigente evidentemente considera, diciamo, più performanti. Questo poi non si traduceva in un giudizio differenziato poi al momento della valutazione per l'attribuzione della retribuzione accessoria, per tutte quelle varie possibilità messe in evidenza prima di me dal professor Marco Biasi. Ecco, qui diciamo all'epoca si presentarono tutta una serie di interrogativi legati alla possibilità o meno di differenziare in maniera teorica e all'opportunità in maniera teorica, alla compatibilità costituzionale di quella differenziazione. Non mi dilungherò su questo aspetto. Ma anche un problema legato a alcuni degli elementi premiali. Penso per esempio alla polemica legata alla formazione e alla crescita professionale, legati diciamo, al collocamento nelle gabbie di merito per più anni ripetutamente, che è un problema, laddove la formazione è un diritto-dovere del lavoratore. E questo lo insegnano i lavoristi ai giusti amministrativisti in qualche modo. Però questo sistema non vede mai sostanzialmente la luce di fatto, perché la parte incentivante dei sistemi di valutazione viene congelata, depotenziando di fatto la spinta meritocratica, e questo passa per 3 disposizioni: decreto legge 78 del 2010, accordo separato governo Cisle-Will del febbraio 2011 e inserimento di parametri nel decreto sostitutivi sostanzialmente nel decreto 95 del 2012. Allora, decreto 78 del 2010 prevede il blocco della retribuzione individuale, compreso il trattamento accessorio per gli anni 2011, 12 e 13. E con l'accordo separato, e qui mi piace ricordarlo, c'è un articolo molto bello e molto interessante dell'epoca del professor Gianfranco D'Alessio,
Tremonti smentisce Brunetta, quindi all'interno della stessa compagine governativa, a distanza brevissima di tempo, in qualche modo c'è un cambio di rotta importante su questi aspetti così fondamentali in qualche modo nell'idea delle riforme. Anche l'accordo separato governo-Cisle-Will prevede il congelamento delle retribuzioni, per cui si stabilì che le retribuzioni complessive, compresa la parte accessoria, non dovevano diminuire per effetto dell'applicazione dell'articolo 19 e quindi per effetto delle fasce di merito. E ancora, il decreto 95 del 2012, siamo in piena spending review, nelle more dei rinnovi contrattuali si stabilisce un sistema alternativo di misurazione e valutazione della performance individuale. Noi qui il nostro focus di oggi è sempre solo la valutazione del personale, effettuata dal dirigente in relazione al raggiungimento di obiettivi di gruppo individuali e al contributo assicurato alla performance organizzativa, stabilendo sostanzialmente un'attribuzione del trattamento accessorio con una maggiorazione tra il 10 e il 30% per i più performanti rispetto alle altre categorie, rispetto agli altri dipendenti. Ma come dire, ci chiediamo, prima di arrivare alle nuove riforme, questo modello delineato dal legislatore del 2009 ha di fatto sortito gli effetti sperati? C'è stato quel cambiamento nelle disfunzioni applicative? Diciamo, sicuramente anche in questo caso ci sono state delle good practice e delle amministrazioni virtuose. E tuttavia l'ANAC, in uno dei suoi ultimi rapporti come ANAC, e quindi diciamo nella sua veste ancora di soggetto a cui era demandata la materia della valutazione anche la materia della valutazione delle performance, a me aveva messo in evidenza che poi di fatto non c'erano stati molti cambiamenti, sia per effetto dei blocchi intervenuti che ho evidenziato, ma anche per effetto di un funzionamento del sistema forse meramente formale, legato un po' all'adempimento, e quindi con tutto il replicarsi di quegli effetti distorti già evidenziati, per effetto della permanenza di quelle problematiche applicative evidenziate dal professor Biasi prima di me. Quindi, come dire, il cambio di fonte di per sé non ha sortito l'effetto sperato, neanche attraverso le imposizioni che avevamo visto. Interventi normativi successivi. Filo rosso, filo conduttore è sempre il medesimo, le famose 3, con un'accezione ulteriore e nuova, cioè si affianca alla efficienza e quindi alla spinta meritocratica anche la spinta etica. Questo perché? Perché le riforme del 2017 sono collegate un po' anche agli interventi in chiave di prevenzione del fenomeno corruttivo, quindi toccano anche la 190 del 2012, ma procediamo con ordine. Innanzitutto, le competenze. L'ANAC lascia le sue competenze in materia di valutazione delle performance, o meglio gliele fa lasciare il legislatore, perché diciamo, il passaggio lì è sulla VCP che viene soppressa, accorpata all'ANAC che diventa Autorità Nazionale Anticorruzione. Le competenze dell'ANAC in materia di valutazione delle performance passano al Dipartimento della Funzione Pubblica, il cui nuovo ruolo è disegnato dal DPR 105 del 2016, che ha anche una funzione, diciamo, in qualche modo importante relativamente all'abrogazione di alcune disposizioni normative. In più abbiamo un passaggio importante, cioè l'accordo governo-sindacati di novembre 2016, un accordo che poi va ad influenzare in maniera importante tanto il decreto 74 quanto il decreto 75, quindi tutte le riforme del decreto Madia, che toccano il 150 e che toccano il 165. E guardiamo prima di tutto il 165, perché c'è, come dire, io la chiamo in uno scritto recente sul bilancio delle fonti negli ultimi, a 30 anni dal decreto 29 del 93,
scritta a quattro mani con il professor Gianfranco D'Alessio, quel paragrafo lo chiamiamo la rivincita della contrattazione sulla legge, però questo è, diciamo, è molto importante perché la contrattazione collettiva, vedremo, riprende un ruolo importante anche nella valutazione delle performance. Abbiamo l'eliminazione delle gabbie di merito e vedremo un rafforzamento tra ciclo di bilancio, performance e obiettivi. Il tentativo del legislatore è quello di rimettere al centro uno dei grandi temi, cioè la PA che opera per obiettivi strategici operativi, cercando di superare le difficoltà, alcune delle difficoltà legate proprio alla formulazione di questi obiettivi un po' sfidanti, tra virgolette, per il trattamento accessorio. E poi c'è una grande idea, il collegamento più forte tra performance organizzativa e performance individuale. Quindi l'articolo 19, su questo sarò velocissima perché già è stato evidenziato dal professor Biasi prima di me, l'articolo 19 viene riscritto. I criteri di differenziazione sono affidati alla contrattazione collettiva nazionale. Quindi ciò che rimane però è l'obbligo del dirigente di effettuare dei giudizi differenziati, a cui la contrattazione collettiva nazionale è chiamata per fissare criteri idonei in modo che corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici. E ancora, il ruolo della contrattazione collettiva si vede anche nei commi 3 bis e comma 4 ter dell'articolo 40. L'articolo 40 che consente, o meglio stabilisce che la contrattazione collettiva nazionale debba intervenire proprio per prevedere il riordine, la razionalizzazione, la semplificazione delle materie per l'utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, e la contrattazione integrativa è chiamata a incentivare l'impegno e la qualità della performance, destinandovi per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento accessorio. Non un caso che fanno immediatamente eco i contratti collettivi nazionali. Qui per, diciamo, coerenza con la prima parte del mio intervento ho tirato fuori l'articolo 68 del contratto collettivo nazionale funzioni locali, dove si destina l'utilizzo del fondo risorse decentrate alla performance individuale almeno il 30% di queste risorse. Questo è un aspetto importante anche segnatamente ai contenuti dell'articolo 69 che stabilisce la differenziazione del premio individuale, ma questa è, diciamo, un'apertura di credito per la contrattazione collettiva, per la quale però permane un controllo, perché l'articolo 40 bis non è stato modificato, laddove ogni anno le amministrazioni sono tenute a inviare una serie di informazioni al MEF anche al fine di verificare che questo modello di valutazione della performance e di differenziazione con l'utilizzo di parametri selettivi anche per le progressioni economiche sia rispettato di fatto. Quindi un altro flash. Il tema con il collegamento performance organizzativa ed individuale in realtà si vede in maniera molto forte nel comma 1 dell'articolo 9, che però riguarda la valutazione della dirigenza, ma anche del personale responsabile di unità organizzative, in particolare alla lettera A. Ancora, il ruolo del DFP è un ruolo che vede l'attuazione, diciamo, la predisposizione di una serie di linee guida. Io qui mi sento di segnalare la numero 4 del 2019 e la numero 5, la prima dedicata alla valutazione partecipativa, l'altra alla valutazione della performance individuale. E questo perché? Perché la riforma cosiddetta Madia pone di nuovo al centro il cittadino, quindi noi ci orientiamo per il servizio dato dall'amministrazione, quindi il miglioramento della qualità dei servizi. Per cui qual è stato uno dei grandi problemi? Che a fronte di una performance organizzativa in alcuni casi non pienamente soddisfacente, le performance individuali erano tutte proiettate verso l'alto. Ovviamente qui stiamo tagliando con l'accetto un problema, diciamo, di grande complessità e stiamo, diciamo, estremizzando, ecco. Ma
diciamo, il legislatore decide di porre un argine e quindi lo fa attraverso l'articolo 19 bis, dove gli stakeholder sono chiamati a esprimere una valutazione sulla performance organizzativa e questa performance organizzativa poi impatterà e influenzerà anche la performance individuale, innanzitutto della dirigenza. E la performance organizzativa comunque ha ad oggetto una serie di elementi. Io qui vi segnalo solo per completezza il conseguimento di obiettivi collegati a bisogni e esigenze della collettività, e alla rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari. Ecco. Mi avvio alla conclusione perché i tempi volano via quando si parla. Ancora, valutazione partecipativa, linee guida numero 4 del 2019. Quindi la cosa importante che desidero evidenziare è la fondamentale mappatura degli stakeholder. E ancora, proiettiamoci in chiusura sull'ultima fase, riforme del PNRR. Quello che cambia non è, diciamo, il contenuto del 150, ma il contenitore. La valutazione delle performance è una sezione del cosiddetto PIAO, Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Questa è una rilettura della pianificazione in chiave di semplificazione. Vedete qui sulla mia destra quanti piani vengono accorpati all'interno di questo PIAO. Ma quello che è importante evidenziare in qualche modo è che il ministro attualmente in carica ci pone di fronte alla necessità di ipotizzare un progressivo superamento della valutazione gerarchica e unidirezionale e a bocce ferme propone quindi senza interventi normativi, propone una valutazione che coinvolga una pluralità di soggetti interni ed esterni ed è un'idea effettivamente importante, quella della valutazione dal basso, quindi dei collaboratori verso il superiore gerarchico, della valutazione tra pari, tra colleghi, del confronto collegiale tra dirigenti, oltre che la già presente degli stakeholder. Non fosse che c'è una questione, perché questa previsione era già presente nel comma 5 dell'articolo 14 del decreto 150 del 2009, che tuttavia è stato abrogato nel DPR 105 del 2016. Ora, come dire, è evidente che parte della modello che abbiamo di fronte e parte dei commentatori hanno evidenziato che probabilmente si può far rientrare nell'ambito diciamo, di questo concetto gli stakeholder dell'articolo 19 bis. È solo che l'articolo 19 bis è dedicato alla valutazione della performance organizzativa. Quindi invece in questo contesto dal basso probabilmente noi ci troviamo più sbilanciati sulla performance individuale, ecco, ma diciamo ora e chiudiamo. Siamo di fronte, secondo me, ad un'importante nuova fase di sfida per far funzionare un sistema. Le potenzialità ovviamente ci sono, ma ciò che conta, secondo me, è l'apertura di credito per la contrattazione collettiva su un tema così importante che riguarda la gestione delle risorse umane. E quindi qui è un modo per rimettere in pista la fonte, l'attore principale per quel che riguarda la valutazione e la contrattualizzazione del lavoro pubblico. Per far funzionare il sistema occorre quindi proiettarsi sapendo che questo modello ha ad oggetto la qualità dei servizi, quindi non è fine a se stesso, ma ci serve per migliorare la qualità dei servizi, per la valorizzazione delle risorse umane, accettando la sfida anche in un momento in cui le risorse probabilmente sono decrescenti. Grazie, prendo la parola io. Ringrazio i relatori, il professore Marco Biasi, la dottoressa Daniela Bolognino e naturalmente colgo l'occasione anche per ringraziare i colleghi coordinatori scientifici del seminario, il professor Alessandro Boscati e la professoressa Anna Zilli, perché anche per questa edizione hanno coinvolto l'Università del Sannio e quindi si va avanti in questo discorso sul lavoro pubblico, e naturalmente anche Antonio Riccio, il professore Riccio, per
l'attività di introduzione al seminario. Entro subito in argomento, io mi limiterò più che altro a fare delle osservazioni conclusive, ma sono conclusioni già emerso aperte, perché sono temi che abbiamo scandagliato, con le relazioni sono andati a fondo, ma restano ovviamente dei temi aperti. Più che altro nel breve tempo a disposizione, confidando nel fatto che poi possiamo recuperare una riflessione giuridica più approfondita con i volumi di prossima pubblicazione, vorrei lasciare al dibattito e appunto in sede di conclusioni aperte un interrogativo di fondo, che poi forse è quello che attraversa tutto il ciclo seminariale, tutti i seminari. Cioè vorrei tentare brevemente di capire se questo tema del trattamento accessorio, se questa riflessione specifica su questa prospettiva, su questo istituto molto importante, se ed in che misura ci può restituire un bilancio sul funzionamento dell'intero modello normativo della cosiddetta privatizzazione, poiché ci troviamo a distanza di 30 anni ed oltre dal varo della riforma, abbiamo partecipato di recente a seminari, convegni appunto di celebrazione dei 30 anni dalla riforma della privatizzazione. Io credo che questo istituto giuridico normativo della retribuzione, del trattamento fondamentale, del trattamento economico accessorio, sia uno snodo cruciale proprio per giudicare, l'interprete compete anche il ruolo di tentare un bilancio, il funzionamento della riforma che era proprio costruita diciamo anche sull'aspetto dell'acquisizione del risultato amministrativo, no? Ricordiamo tutte le elaborazioni sull'amministrazione di risultato, sul passaggio, sull'abbandono della logica burocratica nel senso deteriore del termine e sulla acquisizione di una logica autenticamente improntata al risultato amministrativo. Ovviamente è difficile trarre un bilancio, parlare di modello che ha funzionato, di fallimento, di modello che è stato ibridato nel corso degli anni, come un po' anche emergeva dalle relazioni. Io sicuramente vedo un processo che, per utilizzare un'espressione sintetica, resta permanentemente in itinere, e però questo non è un bene, perché naturalmente si trascinano quelle che sono state definite disfunzioni o torsioni funzionali di istituti, che però poi si riverberano, si ripercuotono sul cattivo funzionamento dell'intero modello. Avevo preparato delle riflessioni, se possibile, integrative e complementari alla relazione di Marco Biasi e anche di Daniela Bolognino, perché tarate più sulla prospettiva del lavoro dirigenziale. Biasi ha più di una volta sottolineato la assoluta netta differenza di regime giuridico tra il personale dirigenziale e il personale di comparto non avente qualifica dirigenziale, ed è corretto dal punto di vista giuridico tenere anche sul piano metodologico separati le due discipline. Però credo che il versante, la prospettiva del lavoro dirigenziale può essere utile, perché ci può spiegare e, se possibile, comprovare che quelle torsioni funzionali a cui faceva riferimento Marco Biasi, quelle disfunzioni applicative che abbiamo riscontrato nel corso dell'elaborazione appunto applicativa di tanti anni, molto probabilmente derivano dal cattivo funzionamento della riforma proprio nella parte dirigenziale, proprio dal versante dirigenziale. È stato detto prima in punto di diritto che specifiche norme del quadro normativo attribuiscono ai dirigenti la responsabilità dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori, il comma 4 dell'articolo 45, l'articolo 9, lo diceva Daniela Bolognino, la differenziazione significativa dei giudizi che compete alla responsabilità dirigenziale. Molto semplicemente, e dico questo anche confidando in un'esperienza applicativa, ecco, che mi ha visto coinvolto negli ultimi tempi proprio nella veste di valutatore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche locali. Molto dipende dall'approccio e direi dalla gran parte dei difetti anche del funzionamento della valutazione della performance e quindi anche delle disfunzioni sul trattamento economico accessorio, dai tanti difetti proprio dell'azione dirigenziale. Biasi appunto ne ha esposti alcuni che io condivido: l'autoreferenzialità, l'idea anche poi di recuperare un gap del trattamento fondamentale in un'ottica compensativa, solidaristica, mi verrebbe da dire, no? Si diceva che ci sono le retribuzioni basse, poco appetibili, che generano delle migrazioni interne al comparto della pubblica amministrazione. E poi soprattutto il punto cruciale,
la scarsa propensione della dirigenza a lavorare per la costruzione di obiettivi che siano conformi al dato normativo e conformi al dato organizzativo di un'amministrazione orientata efficacemente al risultato. Per cui, ancora una volta, traggo dall'esperienza applicativa, ovviamente non è significativa di alcun campione, però è quello che ancora si verifica in alcune amministrazioni pubbliche italiane, c'è una grossa, persistente difficoltà a costruire appunto in sede di programmazione, a partire già dagli atti programmatori generali, come può essere il PIAO adesso e come erano prima il piano appunto degli obiettivi, i vari piani che si intersecavano tra di loro, dei criteri, degli obiettivi che siano autenticamente a contenuto strategico, per cui gran parte degli obiettivi che poi rifluiscono anche negli incarichi dirigenziali sono connotati da tratti di genericità dei contenuti, anche per la dirigenza sono una mera descrizione delle mansioni, dei compiti, e soprattutto non fanno emergere quello che, ancora una volta Biasi sottolineava, dovrebbe essere la performance come livello sovrastante all'adempimento, agli obblighi di diligenza del prestatore di lavoro subordinato rispetto ai parametri del 2104. In alcuni casi, cito un'esemplificazione, addirittura troviamo una inedita e discutibile tripartizione, ad esempio, degli obiettivi conferiti ai dirigenti negli atti di conferimento degli incarichi, tra obiettivi gestionali ordinari, obiettivi di mantenimento e obiettivi strategici, cioè con una propensione, direi anche culturale, amministrativa, di voler restringere ulteriormente rispetto al dato normativo l'area di esigibilità di comportamenti organizzativi virtuosi e autenticamente ispirati alla logica dell'amministrazione di risultati. E questo è ovviamente un aspetto patologico. Appunto il professore Boscati all'inizio ci ha detto che è un tema caratterizzato appunto da un rispetto a volte formale, non sostanziale delle norme, si parlava di ritualismo, si parlava insomma di contenzioso, proprio perché a monte secondo me proprio l'attività di programmazione degli enti e soprattutto il ruolo e l'apporto dirigenziale ad essere deludente, ad essere diciamo carente sotto vari aspetti. Ci sono poi tante altre questioni specifiche che ovviamente vorrei toccare, ma veramente procederò velocissimamente. Sulla retribuzione accessoria variabile della dirigenza ci sono tante questioni ancora aperte sulla retribuzione sia di posizione che la retribuzione di risultato, perché questa doppia componente pone dei problemi ancora una volta di equilibrio tra i due aspetti e soprattutto di marginalizzazione della retribuzione di risultato. Cioè la retribuzione di risultato, che era l'istituto, anche questo lo diceva pure Antonio Riccio all'inizio, che doveva un po' riproporre nel pubblico quella che era un istituto, no? La retribuzione di produttività, di redditività dell'azienda privata, non si è mai chiarito questo trapianto, questa trasposizione, se ed in che misura si può fare una pubblica amministrazione, ed è rimasto un istituto marginale, è nato marginale, resta ancora in posizione marginale residuale, laddove invece molto banalmente noi abbiamo un dato normativo a partire dallo stesso articolo 24 che ci dice che il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva del dirigente, e quindi con limitazione anche nei confronti dell'apporto della contrattazione collettiva. E quindi si è posto anche un problema di rapporto tra sede sindacale e attività unilaterale di individuazione dell'attività prodromica all'individuazione della retribuzione di posizione, che è la graduazione delle posizioni dirigenziali, la cosiddetta pesatura degli uffici. Anche qui la contrattazione interviene con i recenti contratti, ovviamente attraendo questa materia, che è una materia unilaterale, come giustamente la dottrina sottolinea, nell'alveo di quelle materie che possono essere oggetto di confronto quanto ai criteri generali connessi appunto alle dimensioni della struttura, alla collocazione, alla tipologia della posizione nella posizione organizzativa nell'amministrazione, alla complessità organizzativa degli incarichi. Però è totalmente, diciamo, nell'esperienza applicativa si può dire che delle due componenti variabili della retribuzione del dirigente, la retribuzione di posizione ha
ha preso gran parte dello spazio rispetto invece alla retribuzione di risultato, perché forse legata ad una dimensione più statica, no, di individuazione della pesatura degli uffici, e quindi anche più rasserenante nell'ottica della differenziazione retributiva e anche delle condotte organizzative dei dirigenti. Laddove poi l'elaborazione giurisprudenziale invece continua a sottolineare che la retribuzione di risultato è un elemento accessorio di natura premiale ed incentivante a carattere speciale, legato appunto alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi, sino al punto che la non individuazione o la mancata assegnazione degli obiettivi comporta appunto che la corresponsione della retribuzione di risultato debba ritenersi illegittima, e quindi aprendo anche uno spazio interpretativo a che si potrebbe discutere se anche l'individuazione di obiettivi fittizia o opportunistica, cioè con degli obiettivi che tali non sono, possa anch'essa poi ingenerare la conclusione della illegittimità della corresponsione della retribuzione di risultato. Molto rapidamente, per non sottrarre tempo, nel modello normativo ideal tipico della privatizzazione, la retribuzione di risultato doveva essere in posizione centrale tra gli istituti, diciamo, del rapporto di lavoro, soprattutto dirigenziale. Invece si è posizionata su una posizione appunto laterale, secondaria, tale da non incidere. E questo è un elemento critico da valutare, anche perché la dottrina, Stefano Battini in particolare, in uno scritto recente sulla deformazione del modello della privatizzazione, sottolineava come soprattutto nelle prime tornate contrattuali successive al varo della riforma si è consumato una sorta di scambio tra un po' nello scambio che lo stesso Sabino Cassese negli anni 90 sottolineava, tra la privatizzazione dell'intera dirigenza, no? Anche della dirigenza generale, e la acquisizione da parte della stessa dirigenza di benefici sul piano economico, sino al punto che nel 2002 i contratti collettivi, cioè in coincidenza con i contratti collettivi della seconda tornata, la retribuzione dei dirigenti di vertice è cresciuta del 160% rispetto al valore di 10 anni prima. C'è stato questo scambio tra autonomia e stabilità del dirigente ed incrementi retributivi. Molto banalmente, e concludo, poiché questi discorsi economici ovviamente impattano su risorse pubbliche, forse sarebbe il caso di recuperare una correlazione, come anche la giurisprudenza della Corte dei Conti sottolinea, più forte e più vigilata tra le risorse economiche riversate nel trattamento economico della dirigenza e anche del personale non dirigenziale, ma soprattutto della dirigenza, e i risultati conseguiti dall'amministrazione, tangibili anche nell'ottica esterna, degli stakeholder esterni, come si diceva prima, dei cittadini. E qui forse una via d'uscita, e concludo veramente, per tentare di lavorare anche in via interpretativa a quadro normativo invariato, a meno che non si profili un'altra, l'ennesima riforma, è quella, la direttiva del ministro che è stata citata, certo valorizza la valutazione a 360 gradi, dal basso, non gerarchica, questo pure può essere la formazione, quindi anche può essere questa una strada, ma a mio parere la strada da percorrere con maggiore convinzione, soprattutto per la valutazione della dirigenza e quindi per i riflessi sul piano dell'accessorio, è restituire centralità anche agli organismi di valutazione, organismi indipendenti di valutazione, che potrebbero, diciamo, farsi carico con la loro attività di soggetti in posizione terza, autonoma e professionalmente riconosciuta, di assicurare quel contemperamento tra le istanze dell'amministrazione, le istanze della dirigenza, diciamo, di ordine sindacale e lavoristico, però non dimenticando l'obiettivo primario del servizio agli utenti e ai cittadini. E vi ringrazio ancora e cedo la parola adesso al professore Boscati. Grazie veramente a tutti per le bellissime relazioni, per le bellissime, la bellissima introduzione e la altrettanto bella conclusione. Io volevo non dire niente, invece una cosa dico. Allora, innanzitutto devo ricordare una cosa che mi sono dimenticata all'inizio, cioè il fatto che oggi è l'ultimo giorno della call di clip, quella di cui poi selezioneremo dagli abstract e decideremo, insomma, per la presentazione finale in quel DVD del 12 di giugno. No, questo lo dico perché è una per una sorte negativa, perché la Zilli è già pronta a sanzionarmi senza procedimento, tra le altre cose.
in maniera molto assertiva. Parto dall'ultima cosa che ha detto Mario, cioè la dirigenza. Sì, la dirigenza ovviamente è un problema, pone dei problemi per tantissime questioni. Quando Marco diceva, ma la valutazione, cioè non valutano, autoreferenzialità del valutatore, quieto vivere, eseguizione delle risorse, beh, direi tutte e tre. Fondamentalmente sono le tre cose messe insieme, cioè non c'è un primo, sono le tre cose messe insieme. Ed in questa, come dire, prospettiva, probabilmente quello che manca ancora una volta, quello che viene confermato ancora una volta che manchi, è una cultura, come dire, manageriale. Questo è il tema di fondo, dopodiché c'è tutto il rapporto con la politica, insomma, non è oggi il tema per la dirigenza, però questo credo sia l'aspetto. Sul tema risorse, quantificazione e distribuzione. Separiamo quantificazione e distribuzione, poi c'è il tema valutazione. Quantificazione, è vero, c'è un tema di rigidità. L'hanno detto Antonio Riccio, l'ha detto Marco Biasi, tutti l'avete detto. Marco ricordava anche il disegno di legge 930, differenziazioni territoriali, bellissimo. Apre un problema nel senso che tendenzialmente di tabellare è uguale, contestualizzate non in tutta Italia, e il costo della vita non è uguale, e quindi c'è un'apertura in quella direzione. Io non entro nel merito del 930, entro in un altro aspetto, cioè il fatto che c'è un altro elemento per sbloccare la rigidità, cioè che è il tema dell'eventuale efficienza di certe amministrazioni in grado di introitare risorse, la possibilità di incamerare e in qualche modo incrementare il fondo per questa via. Il 930 secondo me dovrebbe essere modificato anche in questo modo. Io nel mio piccolo ho cercato di portare questo elemento, dopodiché evidentemente c'è un tema di carattere ideologico, ma non vuol dire fare concorrenza tra enti, vuol dire premiare chi lavora meglio, in una logica di incremento di efficienza. Ne parliamo, però vuol dire questo è il primo aspetto. Dopodiché a questo, che è un aspetto di differenziazione tra pubblico e privato, nel senso che io quei soldi posso spendere, non ne posso spendere altri, c'è l'altro aspetto della obbligatorietà del trattamento accessorio. Questo è l'altro grande, come dire, l'altra grande, non voglio dire mistificazione, ma questione sicuramente sì, il che ti impone di creare dei meccanismi per comunque fare in modo di attribuire una parte di trattamento economico accessorio. Tutti l'avete detto, molte volte soldi sono pochi, quindi si arriva come dire, a torsioni, chiamano funzionali, quelle che portano in qualche misura a incrementare il tabellare. Ma questo è un tema di relazioni sindacali, non è un tema di diritto. Sullo di diritto noi dobbiamo, come dire, differenziare. E sullo di diritto Daniela Bolognino ha, con molto piacere, ricordato come non è che Brunetta si sia, come dire, inventata la valutazione. E ha ricordato probabilmente molto bene il rapporto Brunetta-Tremonti. Se posso, nel senso che il tema valutazione c'era anche prima, con un aspetto di fondo che era il contratto che disciplinava la materia, contratto che insomma non aveva dato grandissimi esiti applicativi. Dopodiché non è che Brunetta abbia scoperto queste cose, Brunetta ha detto attenzione, facciamo una bella cosa, le regole le mettiamo noi sul piano legislativo, io ho tutto il titolo quinto certamente, ma le mettiamo noi. Tu caro contratto eventualmente puoi intervenire a modificarle. E quindi Brunetta, che voglio dire, forse non amava tanto l'integrativo, il Brunetta 1 parliamo, però aveva bisogno dei contratti collettivi integrativi. Quando Tremonti a luglio 2020 no, del 2010 gli blocca la contrattazione, tutto questo processo viene interrotto, e questo è il grande elemento, con tutto quello che è accaduto fino alla sentenza Sciarra del 2015. E sotto questo profilo molto bella la ricostruzione di Marco, soprattutto per quanto il professore Biasi, per quanto riguarda Corte Costituzionale, Corte di Cassazione. Ecco, che ognuno resti al proprio posto, però. Cioè che la Corte di Cassazione non diventi Corte Costituzionale. No, ma non perché tu l'hai detto, Marco, lo dico io, perché l'impressione è che talvolta, prima di decidere di dire certe cose, bisognerebbe forse sollevare la questione di legittimità costituzionale, perché la interpretazione adeguatrice ha dei limiti.
E qua, come dire, mi fermo, perché, insomma, nel tema poi del pubblico abbiamo una legge di bilancio che dà degli stanziamenti, abbiamo l'indirizzo del settore, governo in primis con gli altri atti indirizzi degli altri comitati, e quindi il tema dell'adeguatezza è un tema che viene già messo ex ante, anche perché ovviamente sono voglio punzecchiare, perché se dovesse saltare questo meccanismo c'è il rischio di tornare al diritto pubblico, perché a quel punto non c'è più, come dire, nessuna cambiazione. Distribuzione, 2 minuti poi chiudo. Distribuzione, c'è il tema, questo ricordava Mario, credo, il tema del ruolo del sindacato e il ruolo dell'azione unilaterale. Sotto questo profilo sicuramente la dirigenza non ha dato buona prova, ma non è che il sindacato abbia dato una prova così eccellente per quanto riguarda, lo ripeto n volte, è un'ex parte pubblica che vi parla, integrativo, quindi insomma uno che delle botte le ha prese e che parla non per sentito dire, ma per Cerotti che si è messo lui, ok? E quindi questo tema della distribuzione del ruolo sindacale che è il tema più importante, perché noi abbiamo parlato oggi di accessorio legato alla performance, abbiamo toccato il tema dell'indennità, abbiamo toccato il tema delle progressioni orizzontali, ma il fondo è quello, e la lotta è su quello, la lotta è brutto, ma rende la discussione su quello. E l'altro aspetto, e qua semplicemente lo cito, è che siccome sul fondo mi insistono, lasciamo fare le progressioni orizzontali un attimo, anzi oggi differenziali stipendiali, e guardiamo tra performance e indennità. Ma sul piano gestionale io come dirigente, Mario, mi verrebbe da dire organizzo, creo posizioni, poi quella posizione sarà coperta, quella sedia sarà coperta, succederà un soggetto che sarà il più bravo sulla base della valutazione interna, quello che vuoi, ma gestisco io le risorse in quel modo. E quindi le tiri fuori in qualche misura dal tavolo sindacale sul piano di distribuzione della performance. Ed è quello che fa più nervosità la controparte sindacale. Ed è quella situazione che ti porta ad andare in via laterale. Quindi gli strumenti ci sono. Cioè il legislatore, non diamo sempre colpa al legislatore, il legislatore ha tanti difetti, però insomma i temi, le questioni, come dire, sono sicuramente altre. Quello che Marco chiamava il tema compensativo, sì, compensativo dell'indennità, ma l'indennità c'è un'indennità legata alle posizioni, è compensativo, una logica positiva, in qualche misura virtuoso. Sicuramente importantissime sulle aperture che Marco ci ha indicato sul tema dell'indebito, partendo dalla Corte Costituzionale della Barretta, sentenza scritta molto bene, e ci ha anche detto, ma di che cosa parliamo quando parliamo di scarso rendimento? Beh, lì, richiamando anche la professoressa Tullini, sì, c'è questa diligenza che viene richiamata in relazione all'aspetto di diligenza, non c'è assolutamente niente, cioè c'è altro che non è di diligenza in questa sovrapposizione. E quindi credo insomma che ci siano molte questioni sul tappeto che verranno poi riprese, perché avremo la parte sul tasso erariale, la prossima incontro sulle progressioni economiche orizzontali, ma come le questioni, voglio dire, siano state colte partendo, con questo chiudo, da quello che ha detto Antonio Ricci all'inizio, cioè l'accessorio come cuore pulsante. Un cuore pulsante che però è un cuore uguale per tutti, no? Non è un cuore pulsante differenziato, come vorrebbe il legislatore, e forse, diciamo, l'auspicio sarebbe quello di arrivare a tanti cuori molto grandi e molto belli, ma con batti differenziati in relazione a quello che effettivamente uno è in grado di fare, di mostrare nell'ambito di un certo assetto organizzativo. Bene, io ho finito, il 2024 non può interrompersi, vuol dire la prassi, le conclusioni, e quindi lascio per la parola veramente finale e ultima alla collega Zilli per gli aggiornamenti opportuni e necessari. Grazie a tutti e buon pomeriggio, buonasera. E come sempre le conclusioni, le conclusioni, questa volta dovrebbero essere conclusioni cardiologiche, viste le ultime sollecitazioni del professor Boscati. Colgo l'occasione per ritornare su questo pendolo della dirigenza che viene e che va
dalla dirigenza ai lavoratori, dalla dirigenza a tutto il resto, per ricordare che sono online le annate di clip, la prima sul reclutamento, la seconda sulla professionalità, che si sono già tradotte nei rispettivi volumi. E siamo orgogliosissimi nell'annunciare che sono disponibili esattamente i volumi dell'anno scorso sulla professionalità tra legge e contratti, dove davvero devo dire che la dirigenza l'ha fatta da padrone, ma mi sembra che quest'anno non stiamo andando diversamente. Forse Clip è anche il tentativo di costruire quella cultura del management di cui la pubblica amministrazione ha, direi, disperatamente bisogno. E Clip è anche un corso di aggiornamento e in questo senso ringrazio sempre i corsisti che si sono affidati a questa opportunità formativa e i colleghi per la loro disponibilità nel mettere a disposizione i materiali che hanno usato durante gli interventi di oggi e di sempre. Clip è anche la call for paper, l'ha ricordato bene il professor Boscati, è rivolta alla giovane dottrina interessata ai temi del lavoro pubblico. Ci rivediamo da Catanzaro il 7 febbraio e continuiamo la nostra passeggiata nel trattamento economico con un tema spinosissimo, le progressioni economiche orizzontali. Grazie e buonasera a tutte e a tutti.